Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, sono le 11, partiamo con un'ora d'anticipo rispetto al solito orario di questa edizione mattutina dei nostri telegiornali su Rete Veneta per darvi conto della situazione del maltempo. È una situazione in crescendo, ha piovuto tutta la notte, per ora non vengono segnalati problemi particolari, però c'è timore per la piena del Bacchiglione, per la situazione di corsi d'acqua che hanno provocato grossi danni come il Muson dei Sassi e come il Bacchiglione, sia nel Vicentino ma anche e soprattutto a Castelfranco e nel Padovano. Ci sono dati che riguardano per ora queste precipitazioni molto diffuse, consistenti sulla parte centro-occidentale del Veneto, dove a tratti sono risultate moderate, forti, con rovesci, e un isolato temporale nel Rodigino, con piogge discontinue e in genere scarse sulla parte orientale. Quindi una situazione in evoluzione che stiamo ovviamente tenendo sotto controllo. Fa paura nel Trevigiano il Sile, che si è particolarmente gonfiato questa notte e di conseguenza è stata evacuata H-Farm a Roncade. Gli studenti di H-Farm hanno trascorso la notte in un albergo, quindi una notte di paura, in attesa di vedere se le precipitazioni si intensificheranno nel corso di questa mattinata. Vi ricordo che l'allerta rossa perdura e quindi rimane la preoccupazione, e con i nostri inviati dalle località più colpite vedremo di darvi conto di quello che sta accadendo e che potrà accadere nelle prossime ore. Direi di vedere intanto la corsa ai sacchi di sabbia, che è iniziata ieri da parte di quei cittadini che sono stati più colpiti e che temono nuovi allagamenti. E questo è un servizio di Lucio Zanato da Asolo. Spettatori di Antena 3, l'immagine più chiara è questa, l'immagine che vi sta facendo vedere Tommaso Migotto, ovvero i cittadini ma soprattutto le persone, oltre alla protezione civile, che da oggi pomeriggio dalle 3 e mezza stanno continuando a riempire i sacchi di sabbia. Abbiamo persone della protezione civile, personale del comune di Asolo, ma abbiamo anche tanti cittadini comuni. E allora comincio con questa signorina. Da che ora è che è qui a fare sacchi? Io purtroppo da poco, perché ho lavorato tutto il giorno, ma ci sono ragazzi che sono qua dalle 3. Sì, lo so che sono dalle 3, però l'importante è esserci e dare una mano. Sì, assolutamente sì, soprattutto perché abbiamo finito di spalare fango fino a ieri, pulire i garage. Vista la situazione ci si dà una mano l'un l'altro, ecco. Ecco, vedete i cittadini come si stanno muovendo e dimostrando quanto questa comunità sia coesa. Tanto è vero che il sindaco oggi non c'è perché è al pronto soccorso, ma c'è la moglie Cristina, la signora del sindaco. Buonasera. Buonasera. Perché essere qua oggi? Perché mi sono sentita in dovere di aiutare i cittadini in difficoltà e lo faccio volentieri. È vero che ha lasciato completamente tutti i mestieri a casa, compreso il letto da Certo, fare? ho finito di lavorare alle 2 e sono venuta giù diretta. Ecco, questo è lo spirito che c'è qui, però c'è molta tensione, vi garantisco, perché i sacchi di sabbia servono, sono già stati posizionati e c'è molta attenzione. Allora adesso i conti per i sacchi di sabbia li facciamo con il vice sindaco Franco Dalla Rosa. Vice sindaco, quanti sacchi di sabbia, quante famiglie avete raggiunto e quanti quintali, anzi tonnellate di sabbia avete portato? Abbiamo servito circa 250 famiglie, 2500 sacchi di sabbia, 700 quintali di sabbia totali. Ecco, ci spostiamo così teniamo i cittadini che stanno lavorando, perché è importante far vedere questo lavorio continuo, questa volontà. C'è molta attenzione, abbiamo visto 2 chilometri di coda, gente in coda. Voi questa sera avete detto a un certo punto chiudiamo perché altrimenti andiamo a notte fonda, domani mattina riaprirete nuovamente per i sacchi? Sì, domani mattina riapriamo verso le 10, gran parte della popolazione interessata però è già stata
stata servita. C'è molta apprensione per quello che dovrebbe succedere nelle prossime ore, quindi la paura ha fatto correre un po' tutti, ecco, in questo senso. Però voi avete anche degli altri lavori in corso. Abbiamo visto le immagini del Museo dei Sassi e ci sono già delle attività in corso per cercare di reggimentare il più possibile nella zona del Casonetto. Sì, da questa mattina ci sono diverse ruspe che lavorano nel greto del Casonetto, del Genio, e stanno facendo un grosso lavoro di risistemazione degli argini, però veramente è un lavoro impegnativo anche per i prossimi giorni. Altro lavoro impegnativo, la conta del materiale portato via, del materiale che è diventato rifiuto. Quanti bilici avete portato via, quanti container? Allora per adesso siamo una ventina di container e ce ne sono ancora molti da portare via, che lo faremo già da domani mattina e nei prossimi giorni. Perché va detto che rispetto a Castelfranco, che è abbastanza circoscritta, qui veramente tutti i quartieri, tutte le frazioni sono state colpite anche pesantemente negli scantinati. Esattamente, è stato interessato tutto il territorio comunale, anche su località che storicamente non erano mai state colpite da questi fenomeni, ma è arrivata giù una montagna d'acqua in pochissimo tempo. Voi avete non solo gli allagamenti, avete anche le frane su? Abbiamo anche pericolo di frane in alcune zone collinari che le stiamo monitorando. È venuta su una commissione nazionale della protezione civile insieme con quella regionale e hanno visto un po' i danni, e già da domani o dopodomani mandano su un geologo per verificare sul posto il problema. Da stanotte per domani è il momento più critico. Come siete organizzati? Danno informazioni ai cittadini? Allora, siamo organizzati che adesso diciamo tutti gli scantinati sono stati liberati dall'acqua, abbiamo consegnato i sacchi per cercare di arginare e abbiamo fatto pressione alla popolazione, perché la prima cosa importante è che le persone si mettano in salvo. E quindi tutti al primo piano quando dovessero vedere acqua arrivare? Io spero che non ci sia, ma in ogni caso tutti al primo piano. E questa edizione straordinaria di Focus TG per tenervi al corrente di quanto sta accadendo. Ovviamente è una situazione in forte evoluzione, quindi vediamo di tenervi aggiornati il più possibile, anche tra poco con i nostri inviati nelle province più colpite. Tra l'altro questa nuova ondata di piogge nel Veronese ha causato l'interruzione provinciale della provinciale 14 in località Arzarè, nel comune di Bosco Chiesanuova, a causa di alcuni smottamenti. Sul posto sono lavori, vigili del fuoco e la ditta incaricata per le manutenzioni stradali della provincia. Le scuole sono state chiuse per precauzione in 3 comuni della Val d'Alpone: Montecchia di Crosara, San Giovanni Larione e Vestena Nova. Vediamo anche ovviamente i quotidiani, i giornali online si stanno occupando del maltempo. Questo è la prima pagina, il video in prima pagina del Resto del Carlino. Vediamo. Durante la notte siamo intervenuti per chiudere questa erosione che si stava distruggendo l'argine. Vabbè, questo era uno dei tanti video che ci sono sulle testate dei quotidiani locali online. Sono stati gravi danni all'agricoltura, davvero raccolti andati del tutto rovinati. Si parla di 50 milioni di danni in Veneto. Rivediamo le cifre di questo disastro. E sicuramente i danni sono ingenti, sia diretti alle coltivazioni e ai prodotti, sia indiretti perché non consentono agli agricoltori di effettuare gli interventi che dovrebbero essere fatti in campo in questo periodo. La stima è ancora in evoluzione, ma certo i danni delle esondazioni degli ultimi giorni al comparto agricolo sono ingenti, almeno una 50 di milioni di euro secondo CIA Veneto. Primo raccolto a risentirne sarà quello delle ciliegie. Alcune produzioni, in particolare
particolare le varietà più precoci di frutta, parlo principalmente delle ciliegie, insomma, che con queste precipitazioni sono arrivate ad avere danni ormai prossimi al 100%. Danni pesanti anche ai seminativi. Come vediamo, ovviamente avere le culture in campo oppure di recente semina come il mais, ad esempio, dove il problema dell'asfissia radicale comporta la morte sostanzialmente delle piantine che sono da poco state messe a dimora, la necessità di dover sostanzialmente riseminare quando le condizioni lo consentiranno. Ma a subire conseguenze negative saranno anche grano, frumento e orzo, che hanno le spighe in fase di maturazione, come pure le viti, che pur potendo sopportare qualche giorno di ristagno idrico sono ora più esposte alle malattie. Attualmente tutte le principali vitigni del nostro territorio si stanno avvicinando, sono già in fase di fioritura, e quindi qui c'è il rischio che partano delle malattie importanti come la peronospora, come la botrite, che possono compromettere la produzione di un anno. Diamo altri titoli dei giornali, questo è il Gazzettino, vedete previsioni meteo, nuova ondata di maltempo, massima allerta, in arrivo pioggia fino a 110 mm, c'è anche rischio grandine, rovesci intensi sulle prealpi carniche in Friuli Venezia Giulia. Andiamo in diretta, primo collegamento di questa edizione mattutina del Focus TG con Daniele Garbin da Schio. A te Daniele. Grazie direttore, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Effettivamente proprio Schio pare essere questa mattina la zona più colpita, ci sono almeno un paio di località, giornali di sopra e Pro, ed in questo momento siamo col signor Paolo Del Martello che in questo momento ci ha spiegato che da stamattina alle 7:30 siamo tornati nuovamente in emergenza. Praticamente in questa zona i fiumi sono ingrossati ma non sono tracimati, il problema è un altro, ci spiegava, gli scantinati di questo condominio, ma in totale in questa zona sono almeno un centinaio, ecco, le famiglie che in questo momento si trovano nelle stesse condizioni. Ecco, un problema di tracimazione dell'acqua che viene drenata proprio in questa che è una conca della località. In questo momento dalle 7:30 loro avevano appena finito di asciugare la vecchia quella di mercoledì notte, e questa mattina nuovamente in funzione un idrovora. Ecco, ci spiega qual è il problema in questo momento. Allora, il problema è che che qui dietro casa avevamo un prato con dei noccioli e dell'erba, avevamo avuto problemi di scogli di acqua, però niente di particolarmente grave. Dopodiché un mese fa il proprietario del terreno, che ha acquistato anche i terreni limitrofi, ha arato per seminare il frumento, il sorgo, e ha tolto e eliminato tutti i canali di scoglio che c'erano, che servivano appunto per scogliare l'eccesso di acqua. Oltretutto, avendo a terra mossa appena arata, con la bomba d'acqua e con la pioggia di stamattina, abbiamo praticamente tutto il campo che ci scende nel vano garaggi. Dentro cosa c'era? Dentro c'erano le macchine, io personalmente 2 macchine, ma tutti quanti, 6 macchine in tutto in questo condominio, più tutto quanto il materiale che chiunque tiene in garage, sì che 3/4 di roba, anzi tutto quello che non era di plastica è stato buttato via. Sono portato via 3 container qui delle Ava, che è il servizio di smaltimento, avevamo la montagna di detriti fuori del condominio e erano appena portati via. E adesso quel poco che eravamo riusciti a mettere da parte butteremo via anche quello, perché non c'è speranza, insomma. Il problema è che se il proprietario del terreno non ripristina i canali di scoglio in modo da ovviare al grosso del problema, qualsiasi pioggia di un quarto d'ora ci mette in queste condizioni qua. Adesso tramite il comune abbiamo fatto un argine di contenimento, però con la pioggia di stamattina ha tracimato e ci siamo ritrovati un'altra volta nelle stesse condizioni. Ma voi avevate comunque ricevuto che c'era l'allerta, non ve l'aspettavate questa? Noi avevamo sentito che c'era il maltempo in arrivo, però non eravamo preoccupati perché non era mai successo, nessuno va a pensare che potesse succedere una cosa del genere. Però nel giro è stato il mio vicino di casa, ha detto: guarda, c'è Paolo, c'è l'acqua che viene dentro i garaggi, siamo andati giù tamponando con degli stracci, ma nel giro di 10 minuti avevamo le acque alle ginocchia e i pompieri ci hanno tirato fuori a forza perché era pericoloso. A un certo punto sono andati via anche loro perché non c'era più niente da fare. La protezione civile è arrivata successivamente all'istante con 2 idrovore,
ci hanno votato il vano garaggi e dopodiché abbiamo iniziato le operazioni di pulizia, però appunto eravamo anche contenti perché in 3 giorni avevamo pulito tutto quanto, avevamo messo a posto e adesso siamo nelle stesse condizioni. Sì. Il sindaco, il comune ci ha dato una grossa mano, però anche loro hanno una valanga di problemi nel circondario, però il problema è che abbiamo provato a contattare i proprietari del terreno non so quante volte, non si è neanche degnato di rispondere perché vogliamo che venisse qua per rendersi conto della situazione, però non neanche risposto al telefono proprio, è impossibile insomma comportarsi in questa maniera qua. Certo, è proprio una disperazione, comunque vediamo, vero signora, anche lei non ve lo aspettava, quanto tempo? No, eravamo andati al lavoro tranquilli perché questa mattina pioveva poco, i teli che hanno messo ieri sera tenevano. E mi ha chiamato al lavoro, ho passato il capannone di corsa per uscire senza avvisare nessuno perché bisognava vedere di salvare quel poco che c'era. Siete riusciti in qualche modo? Sì, però adesso il problema è che se crolla di nuovo ci ritroviamo, spero non con le acque in casa almeno poi... Cioè, effettivamente lì c'è un'altra piscina al di là di quella conca lì è pieno d'acqua, se cede quella parte di terra lì viene giù l'onda. Quindi proprio è una spada di Damocle qualcosa, ecco, la ringrazio. No, proprio esattamente una spada, qualcosa di più. Certo, mamma mia. E qui vediamo persone che si avvicinano, vediamo no? No, questi ora vicini di casa. Che anzi, se si può dire che dobbiamo fare un ringraziamento enorme a tutto il circondario perché ci hanno dato una mano enorme, tutti quanti proprio. Si è mossa la macchina della solidarietà immediata. Sì, anche se è poco che abito qui, qualunque persona qui attorno ha aiutato, se non poteva pulire ha portato panini, no, veramente dei grandi. Una roba proprio incomiabile. Sì, anche perché comunque la situazione è grave, purtroppo è la particolarità della zona. Sì. Tutto però bisogna, adesso siccome noi siamo dipendenti, facendo in questo adesso non sta pompando più acqua, si è intasata l'idrovora. Va su vedere Paolo, corri. Se veniamo a vedere l'idrovora che è bloccata. Signor Paolo, vediamo proprio che non pompa, è dovuto correre dentro immediatamente per vedere dove fosse intasata, ecco, è un'operazione proprio in questo momento che sta avvenendo, proprio la disperazione, comunque la pressione delle persone che devono impedire che proprio si colmi questa vasca che si sta formando, questa piscina, perché comunque al di là di quel muro di terra che ha alle spalle c'è potenzialmente una quantità d'acqua non precisata che potrebbe veramente rovesciarsi e inondare fino almeno al primo livello della casa. Questa è la preoccupazione che hanno queste persone, si buttano dentro per riuscire. Ecco, in questo momento non riusciamo a far partire l'idrovora, non parte, quindi proprio stanno correndo. Ecco, vediamo se riusciamo. Comunque questa è la situazione, direttore, proprio quindi è palpabile la tensione e niente, l'idrovora al momento non parte, la pioggia continua a scendere. Direttore, io al momento concludo con te questo intervento e ti aggiorniamo appena abbiamo notizie, va bene? Garbinda, Schio, avete visto un argine rattoppato, insomma sembrano dei cerotti quei teli. Io continuo a pensare che questi argini non possano essere sufficientemente robusti da resistere a queste nuove spinte violentissime dell'acqua, con dei fiumi gonfiati da precipitazione intensissime. Ci vorrebbero argini più robusti, non basta più la terra e la ghiaia evidentemente, perché gli argini si sbriciolano, si sgretolano, come abbiamo visto anche in altre province. Qui eravamo in provincia di Vicenza a Schio e i danni maggiori invece a Padova, nel Padovano, li hanno avuti famiglie e aziende a ridosso dell'argine del Muson a Campo San Piero, ma anche altre zone sono state interessate, tra queste l'oasi dei santuari antoniani. Sentiamo Chiara Gaiani.
Neppure la cappellina dell'Oasi Sant'Antonio, casa di spiritualità dei frati, è stata risparmiata a Campo San Piero dagli allagamenti seguiti alla rottura dell'argine del Muson. I santuari si trovano in destra idraulica nella parte opposta rispetto a quella interessata dalla rottura. Nonostante ciò, l'acqua è entrata nell'intera ala del seminterrato, danneggiando mobili, infissi, muri e pavimento. Immediata è scattata la solidarietà di tante persone che stanno dando una mano. Nonostante tutto, i frati hanno fatto sapere che ci vorranno settimane per poter tornare alla normalità e chiedono l'aiuto concreto con donazioni attraverso PayPal oppure sul conto intestato a Collegio Antoniano Oasi Sant'Antonio. Questa era ovviamente Chiara Gaiani. Adesso andiamo da Anna De Roberto, mi pare a Marostica. A te, Anna. Sì, direttore, eccoci, buongiorno a tutti. Siamo precisamente in località Marsanne. In realtà, direttore, stavamo davvero andando a Marostica perché il sindaco ha appena aperto il COC in via Vaccari, ma percorrendo proprio la strada, cioè la strada marosticana, in località Marsanne ci siamo imbattuti in quello che state vedendo anche voi, cioè le auto sono praticamente bloccate da questo flusso di acqua che sta scendendo dalle colline di Marostica, sta letteralmente attraversando la strada e poi si sta dirigendo qui per entrare in via Manin. C'è talmente tanta acqua che si è creato proprio un flusso di acqua e fango e detriti che stanno scendendo dalle colline. Guardate alle mie spalle, direttore, questo è un vero e proprio fiume. Guardate, vi faccio vedere, noi abbiamo messo le pedule, quindi riusciamo anche a entrare un pochino nell'acqua. Guardate l'acqua a che livello sta arrivando, e poi fa la curva e scende proprio qui in via Manin. Qui in via Manin ci sono dei campi coltivati e si è creato un vero e proprio fiume di fango e di detriti. Questa è la strada marosticana. Sono diversi tratti di strada, proprio perché si tratta di un rettilineo, ma in realtà non è un rettilineo uniforme. Sono diversi i tratti di strada in cui delle conche praticamente hanno immagazzinato l'acqua e stanno mettendo davvero in difficoltà gli automobilisti. Sono con Alessandro Costacurta. Alessandro, se riesce ad inquadrare là in fondo, guardate il camion e le automobili come devono farsi strada sull'acqua che sta di fatto creando delle vere e proprie pozze. Vedete? E siamo solo alle 11 del mattino, quindi questo significa che con il cielo che abbiamo sopra la testa continuerà a piovere, c'è il rischio davvero che strada marosticana si allaghi. Impressionante questo fiume di fango e di detriti che sta scendendo direttamente dalle colline. Ovviamente ci sono delle auto in difficoltà, le abbiamo già viste, guardate il colore dell'acqua perché è vero e proprio fango, e anche qui le macchine stanno facendo molta difficoltà ad andare avanti, dunque a transitare. Allora noi adesso, direttore, ci spostiamo al COC di Marostica, perché ovviamente Marostica, come Mussolente, come San Zeno degli Ezzelini, in questa zona del Bassanese sono i comuni più in difficoltà, proprio perché sono ai piedi di colline che con un suolo già zuppo dell'acqua che è scesa nei giorni precedenti, si tratta di un suolo che non riesce ovviamente a contenere l'acqua che sta arrivando adesso, e quindi sono i comuni in cui la situazione diventa davvero più difficile. Marostica è anche a rischio frane e smottamenti, quindi adesso cercheremo di parlare con il sindaco e capire come si stanno muovendo con la protezione civile per cercare di arginare questa situazione. Ti anticipo già, direttore, che da Mussolente ci riferiscono che i sacchi di sabbia sono finiti, quindi questa è la situazione alle 11:30 del mattino nel Bassanese, quindi una situazione assolutamente critica, questo fiume di fango che sta attraversando via Marosticana. Noi vi restituiamo la linea, ci spostiamo al COC di Marostica e quindi ve la chiederemo tra una decina di minuti. Grazie molte ad Anna De Roberto nei pressi di Marostica. Ovviamente il problema è che continua a piovere, sono precipitazioni molto intense, le previsioni parlano di piogge che continueranno per tutta la mattinata. Il terreno non è più in grado di assorbire tutta quest'acqua perché ormai per il consumo di suolo, per
cioè il terreno reso impermeabile, l'acqua non filtra più, non va più nelle falde e quindi si blocca, rimane in superficie e a quel punto i fiumi si ingrossano ulteriormente e non bastano purtroppo i bacini di laminazione come abbiamo visto. Adesso vedremo l'apertura di un altro bacino di laminazione. Tutto questo però era stato previsto dallo stesso generale Giancarlo Iannicelli in un'intervista che gli abbiamo fatto ieri. Erano previsioni ovviamente più che allarmanti. Vediamo. Prodotta in maniera molto semplice, sarà allerta rossa ancora nelle prossime 24 ore, nel senso che già in serata avremo precipitazioni. Potrebbero non essere problematiche se non avessimo avuto ovviamente tanta acqua nelle giornate passate, quindi il terreno oggi non è in grado di ricevere e assorbire quell'acqua che altrimenti assorbirebbe. Sarà dunque lo stato di saturazione del suolo stavolta a fare la differenza nell'evoluzione di questa nuova allerta meteo, con l'ultimo bollettino del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile che segna rosso nel bacino Alto Brenta Bacchiglione Alpone e in quello Basso Brenta Bacchiglione. Il resto del Veneto è prevalentemente arancione, piove sul bagnato e non è un modo di dire. La parte principale dell'ondata ce la dobbiamo aspettare tra la mezzanotte e mezzogiorno di domani, con precipitazioni estese, fenomeni temporaleschi e precipitazioni che come livelli massimi possono anche superare i 130 mm. La zona più colpita è quella della Pedemontana. Questa è la fotografia scattata dall'assessore Bottaccin, che ha già istituito l'unità di crisi con le previsioni che sono in verità allarmanti per l'intera settimana. Domani sarà forse la giornata più brutta, le precipitazioni saranno abbastanza estese, persistenti e il pomeriggio anche a carattere di temporalesco, quindi estremamente instabile visto le temperature che sono cresciute. Poi dovremmo avere un miglioramento già in serata, mercoledì mattina ancora una pausa e poi di nuovo il pomeriggio ancora precipitazioni. Le carte parlano chiaro, dice il generale Iannicelli, che fa un primo bilancio di stagione. Una brutta primavera dal punto di vista meteorologico. Certo che con i cambiamenti climatici ora si è tutto accentuato, quindi peggioramenti intensi, precipitazioni abbiamo visto, temperature che passano da nettamente superiore alla media, come abbiamo avuto qualche settimana fa, a nettamente sotto la media. Questa è l'instabilità, questo è il nuovo tipo di tempo con cui dovremo fare i conti nei prossimi anni. Resta sull'emergenza di queste ore Bottaccin da evitare scantinati e zone interrate, non solo. Durante i fenomeni intensi, qualora non sia necessario, è bene non spostarsi da casa, ma soprattutto io dico sempre, quando i fiumi sono in piena, stare distanti dagli argini e distanti dai ponti. Avete sentito le parole che inducono alla cautela, invitano alla cautela da parte dell'assessore Bottaccin e le previsioni di ieri, l'intervista al nostro meteorologo Giancarlo Iannicelli. Dicevamo che a Campo San Piero c'è stata una situazione molto difficile, tante case allagate, quindi rimane la paura di nuovi allagamenti, ma sentiamo cosa ci avevano detto ieri i cittadini già duramente colpiti. Il fango del capannone è come tolto via quasi tutto. Abbiamo il materiale delle bobine che sono andate 1,5 km distante. Cioè abbiamo in magazzino mi manca 40-50 kg di merce che è in mezzo ai campi, ma 1,5 km è venuto qua uno che dovrebbe che abbiamo delle bobine da 2 quintali, ISE a 1,5 km in fondo. Ecco, magari andiamo a vedere in azienda come siete messi. La piscina che serve come vasca per antincendio. Su tutti i documenti, quelli più importanti, e il resto dobbiamo buttare via. Tutto bagnato con fango. Guarda, pieno di scatole che andava via, i bancali sono spariti. I bancali sono spariti, è tutto bagnato, tutto un disastro, insomma. Non neanche corrente, non ho corrente. Corrente per il macchinario non c'è, muletto sotto acqua fino a qua, i muletti sotto acqua che si vede. Ecco, adesso l'acqua non c'è, però non si può lavorare. È impossibile, le macchine, se faccio vedere qualcuna che è tutto sotto acqua, col fango, questo è il livello del fango. Ecco, lo vedete, ha lasciato la sua traccia. Anche qua c'è una macchina, guardate il fango che si è
depositato sui rotoli di carta. Ecco, vedete per terra c'è ancora chiazze d'acqua, fango, vedete le bobine di plastica. Queste qua me ne mancano 4 e sono a 1,5 km. Questo è tutto materiale che l'azienda ha già prodotto? Tutto prodotto che ai clienti che devono andare via. Guarda per buoni tutto va. E queste sono tutte macchine che vedete sono ferme perché sono rimaste a mollo, i motori sono rimasti a mollo, si vede chiaramente il segno del fango, quindi dove era rimasto il quadro, l'acqua arriva qua, è il quadro, è quello che mi preoccupa, perché in quanto riguarda la macchina di meccanica si può aggiustare, è quella parte tecnica. La parte elettrica è più problematica. Ecco, qui c'era un gradino, si vede lo spessore di quanto fango è arrivato fino al margine dell'azienda e poi è stato buttato fuori. Stavolta proprio non siamo riusciti a salvare nulla. Io sono uscito di qua, avevo l'acqua qua così. Una situazione inimmaginabile. No, guardi, non è descrivibile, perché c'è il freddo dell'acqua, c'è la sensazione la paura che succede sempre di notte. Sono dei stati d'animo veramente indescrivibili. Stati d'animo indescrivibili, avete visto proprio lo scoramento di tanti cittadini e tanti imprenditori che hanno visto le aziende allagate, ma oltre alla rassegnazione, allo scoramento c'è anche il coraggio dei veneti. Abbiamo sentito qualche giorno fa Isola Vicentina, una delle persone duramente colpite, che ha detto: per fortuna sono veneto, no? E intanto mangiava un panino e sembrava tranquillo nonostante avesse riportato grossi danni nella sua abitazione. È stato aperto intanto il bacino di diramazione di Montebello Vicentino, vedete in queste immagini l'acqua che entra nella grande conca artificiale che è stata proprio realizzata per convogliare qui tante acque, davvero un lago d'acqua che altrimenti sarebbe finito a valle e ovviamente provocando danni spaventosi nelle città, in particolare a Vicenza. Dovremo avere tra poco collegata da Casale sul Sile, se non ho sentito male, Edi Kaliman. Edi, a te la linea. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Francesca Pezzo sta inquadrando questo cartello chiuso per sistemazione post alluvione. Devi sapere, direttore, che in questo posto noi ci troviamo a Lugignano precisamente, che è una frazione di Casale sul Sile. Con l'aiuto di Francesca facciamo vedere quanto è vicino il fiume a questa attività. È un'attività che si occupa di noleggiare biciclette e canoe per le attività sportive. All'imbocco della stradina vediamo l'inizio della Greenway che costeggia tutto il Sile. Di solito è frequentata da appassionati di sport, trekking, bici e canoe appunto. Il Sile è attenzionato speciale perché negli scorsi giorni, con l'alluvione della scorsa settimana, era cresciuto spaventosamente in pochissime ore. Francesca Pezzo sta infatti inquadrando dall'altra parte della sponda, che è Cendon di Silea, altro comune che sta monitorando in modo costante il livello del Sile. Vediamo le
le foglie che sono ancora bagnate e infangate dalla piena degli scorsi giorni, che aveva interessato anche questa attività, motivo per cui è ancora chiusa per la sistemazione di tutti gli attrezzi, anche di valore. Troviamo anche bici elettriche. Abbiamo provato a contattare il proprietario dell'attività, ma non se la sente di parlare, perché dice ogni volta che piove qui è sempre un problema ed è sempre sono ore ovviamente di angoscia. Vediamo che direttore, ha ricominciato a piovere. Eravamo stati qui anche ieri a Casale sul Sile, perché questo è un luogo molto basso dove il Sile tende ad allargarsi, perché come ci raccontava uno storico del paese che vive qui da sempre, il Sile è un fiume che tende ad avere moltissime insenature che non permettono il defluire dell'acqua costante e in modo regolare, motivo per cui l'alluvione della scorsa settimana aveva lasciato il Sile a un livello ancora molto alto. Noi ovviamente, come continua a far vedere Francesca, vediamo che infatti il Sile non è al suo livello solito, ma non è più defluito, nonostante l'alluvione fosse arrivata circa una settimana fa in questa zona. Il motivo per cui l'allerta rossa diramata dalla regione da ieri fino al mezzogiorno di oggi ha fatto allertare i comuni di Silea e di Casale sul Sile, che hanno predisposto già da ieri l'apertura nuovamente del COC, del centro operativo comunale, per portare così in modo ordinato i sacchi di sabbia alle attività e alle zone dei paesi dove maggiormente sono più interessate, insomma più basse rispetto al livello della strada. Sono di solito le zone dove una volta che il Sile tende a esondare, queste sono particolarmente interessate. Dunque noi adesso, direttore, con l'aiuto di Francesca ti facciamo vedere, siamo in un luogo particolare, perché vedi il Sile scorrere molto placidamente in questo momento. Al di là della casa c'è un campo dove noi eravamo stati ieri, che a distanza di giorni aveva ancora i residui dell'acqua stagnante esondata dal Sile degli scorsi giorni, terreno che, ci diceva la sindaca Stefania Golisciani, che non è in grado di ricevere più acqua e quindi far defluire anche il Sile nel caso l'allerta meteo delle prossime ore, che prevede ancora l'arrivo di pioggia, insomma potrebbe portare, quindi c'è molta preoccupazione in questo senso. Direttore, noi con Francesca Pezzo per ora da Lughignano ti restituiremo la linea se non hai domande, e ci spostiamo in un'altra zona di Casale sul Sile per un collegamento tra pochi minuti, se hai piacere, dove ti faremo vedere anche a che altezza è il Sile. Ieri era circa 90 centimetri, con l'alluvione era arrivato a ben 2,2 metri. Ora andiamo a controllare di quanto si è alzato con le piogge delle scorse ore. Direttore, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie molte. Ecco Edi, magari potreste spostarvi all'H-Farm a Rucade, adesso non so se l'avete previsto, ma c'è stata l'evacuazione degli studenti che hanno dormito una notte in albergo, e quindi potrebbe essere, diciamo, importante andare a sentire qual è adesso la situazione. Assolutamente, direttore, ti do anche una piccola notizia, perché appunto gli studenti erano stati evacuati anche perché lungo gli argini del fiume che costeggia sostanzialmente la via che porta a H-Farm, alcune sponde del fiume erano franate lungo appunto il letto del fiume. Noi cercheremo di andare a trovare il punto esatto e poi successivamente collegarci da lì. Grazie direttore. Grazie, molto bene, grazie Edi Kaliman. Andiamo adesso invece con Lucio Zanatto ad Asolo. A te la linea, Lucio.
Sì, buongiorno direttore, mi trovo praticamente nella zona critica, ovvero nella zona del Muson dei Sassi. Qui siamo al Casonetto, quindi siamo sostanzialmente nell'area che è stata maggiormente coinvolta dell'alluvione di giovedì notte. Guardate come sta venendo giù il Muson dei Sassi ed è cresciuto già di qualche centimetro da quando noi ci siamo arrivati qua. Qui sta piovendo a dirotto, come vedi direttore, questo è il ponte del Casonetto e a destra si vedono ancora i risultati sulla casa. Nicoletta, se fai vedere sulla destra il risultato, diciamo così, dell'esondazione di giovedì scorso. Siamo ancora ben distanti dai 3,80 m di giovedì sera, direttore, però va registrato il fatto che si sta caricando. Guardate ancora l'acqua come sta arrivando giù e devo dire che è aumentata di qualche centimetro proprio da quando noi abbiamo incominciato il collegamento. Abbiamo fatto un giro per il resto dell'Asolano. Ieri abbiamo anche documentato come i cittadini abbiano preso sostanzialmente d'assalto il magazzino comunale per prepararsi con i sacchi di sabbia. L'importante è che il Muson non carichi ulteriormente, perché l'esondazione di questo canale provocherebbe un ulteriore disastro nelle zone per quanto riguarda l'Asolano. Mentre noi stavamo registrando una puntata di agricoltura, ma abbiamo dovuto sospenderla per la pioggia intensa. Eravamo andati su in collina, dove c'è stata più di qualche famiglia che è rimasta parzialmente isolata dalle frane. La situazione in questo momento lassù, noi siamo venuti giù proprio da lì, non è difficoltosa. Certo è che abbiamo visto molta acqua già venire giù, nel senso creare già dei solchi lungo le strade e soprattutto sulle strade non asfaltate, quindi più facilmente aggredibili dall'acqua. In ogni caso la situazione è destinata a crescere ulteriormente. Devo dirti che a livello proprio personale questo Muson, visto adesso con questa intensità d'acqua, fa pensare molto, ecco, mettiamola così. Adesso noi vediamo se più tardi riusciamo a spostarci nella zona dove il Genio Civile ha predisposto, sempre nel Muson, dei sassi. Ieri hanno proprio portato dei massi per cercare di rompere un po', diciamo così, l'intensità dell'acqua e soprattutto evitare che faccia un'esondazione della parte di Pagnano d'Asolo, una zona che è la prima parte che è esondata e che poi ha provocato di fatto l'allagamento poi di tutta la parte, chiamiamola ovest, del territorio della pianura di Asolo. Ecco, questa comunque è la situazione in questo momento, nel punto più critico, nel punto che giovedì scorso ha segnato l'inizio dell'alluvione in questa parte della Marca, e speriamo che non cresca ulteriormente, anche se dalla pioggia, dalla quantità d'acqua che sta vedendo e che state vedendo, sicuramente non riserva nulla di buono. A te, direttore. Quindi, come vi dicevamo, una situazione in evoluzione. Purtroppo prevale il pessimismo, perché le precipitazioni continuano. Avete visto il Muson dei Sassi, impetuosa l'acqua in questo corso d'acqua, davvero, quindi sono più che giustificabili le preoccupazioni. Vediamo un titolo dall'Arena di Verona. Allerta rossa nell'est veronese, torrenti sorvegliati speciali, smottamenti in Lessinia, e poi c'è una carrellata di foto. Vedete questa galleria completamente allagata, strade allagate, corsi d'acqua che hanno tracimato e che hanno allagato i campi, strutture a rischio, perché davvero la forza dell'acqua è spaventosa. Grande mobilitazione di tutti, protezione civile, vigili del fuoco, volontari che si stanno dando un gran da fare. Le precipitazioni, vediamo quali sono praticamente le previsioni che sono state fatte poche ore fa. Tra i 40 e i 20 e i 40 mm sulla pianura occidentale, tra i 30 e i 50 mm sui Lessini, tra 40 e 65 sulle prealpi vicentine, fino a un massimo di 78 mm
tra i 20 e i 40 tra Feltrino e Basso Agordino, inferiori ai 15 mm altrove. Quando c'è stata l'altro giorno, proprio la giornata alle 48 ore di passione, aveva piovuto quello che di solito piove in un anno intero, in sole 24 ore, e quindi con delle piogge che si registrano ogni 300 anni, per dirvi a quali record hanno portato, i cambiamenti climatici. Sono previste altre piogge moderate e forti sulle zone prealpine, pedemontane, occidentali, altrove sparse o a tratti diffuse, in genere deboli e localmente moderate. È stato ieri l'assessore Bottacin che terrà il punto stampa nella sede della Protezione Civile di Marghera intorno alle 12:30. Le precipitazioni piovose cadute nelle ultime ore hanno portato a un innalzamento contenuto per ora dei livelli idrometrici nei bacini del Bacchiglione, del Chiampo e dell'Alpone. In base all'evoluzione meteo prevista si attendono per le prossime ore ulteriori incrementi idrometrici, dice la Regione, che potranno interessare più significativamente le aste dei corsi d'acqua dei settori di pianura e pedemontana del Veneto centro-occidentale, mentre la piena del Po permarrà nel delta anche nei prossimi giorni, ma nella notte tra le giornate del 21 e 22 i livelli dovrebbero scendere al di sotto della seconda soglia. Questi sono ovviamente i dati che hanno fornito i tecnici della Regione, dell'Ufficio della Protezione Civile dell'assessore Bottacin. Dovremmo avere altri collegamenti, mi pare che queste sono immagini di ieri di Asolo, vedete anche le difficoltà che sono state create alla viabilità, la coda per i sacchi e la gente che va a recuperare sacchi di sabbia. Questo dà proprio veramente il segno di quella che è la situazione, lo stato d'animo dei tanti cittadini già duramente colpiti che cercano in qualche modo di mettere a riparo le proprie abitazioni. Vedete delle paratie improvvisate, no? Come purtroppo succede a Venezia da molti anni, dove ci sono paratie molto alte. Prima che entrasse in funzione il MOSE era indispensabile avere delle paratie nelle proprie abitazioni, e poi anche le pompe di sentina nelle case, che sono le stesse pompe che si usano nelle barche quando le barche hanno dell'acqua all'interno, e quindi ci sono le pompe di sentina, e quindi i cittadini purtroppo devono cercare di fare di necessità virtù e quindi si adoperano. Guardate, sono lì con le proprie mani a infilare la sabbia nei sacchi per portarla poi a casa. Tanti angeli del fango, tanti ragazzi che sono intervenuti per dare un aiuto alle persone in grosse difficoltà. Dovremmo avere adesso tra poco Christian Arboit in diretta da dove? Da Castelfranco. Christian, a te la linea, grazie. Sì, direttore, buongiorno, siamo in diretta da via Lovara, dalla sede del COC di Campigo. Sono minuti particolarmente delicati, disturbiamo solo per qualche istante il presidente della provincia, sindaco di Castelfranco Stefano Marcon. Sindaco, com'è la situazione? Si sta aggravando? Si sta aggravando, la venale sta salendo vertiginosamente in modo velocissimo, in quanto i canali a nord di Castelfranco Veneto e a sud della cassa di espansione non riescono a drenare, quindi caricano la venale. È stato deviato il torrente Brenton tutto sulla cassa di Riese, in modo tale appunto di non caricare la venale ulteriormente, però la situazione sta peggiorando. Noi in questo momento ero in linea, stiamo chiudendo via Regina Cornaro con della sabbia e abbiamo 4 squadre fuori che
sta monitorando anche le frazioni, però è l'Avenale che in questo momento sta salendo molto molto velocemente. Quindi via Regina Cornaro. Via Regina Cornaro è quella via dell'entrata dell'ospedale vecchio, dove l'altra volta aveva fatto una tracimazione importante. È monitorata anche la frazione di Bella Venezia. Al momento abbiamo ancora un piccolo margine, hanno cominciato e stanno laminando, vediamo se sarà sufficiente per mantenerlo nell'alveo. Ecco, alle sue spalle, Sindaco, c'è la situazione dell'Avenale e possiamo vedere come quella... giornata alle 11:15 e vedete come il picco di salita è stato velocissimo, insomma, questo è l'Avenale. Ero in contatto con Asolo, anche il Muson sta salendo in quel di Asolo e quindi verosimilmente arriverà anche a Castelfranco un'ondata di piena. Al momento però il Muson riesce ancora non desta i problemi le preoccupazioni che sta destando l'Avenale. Quindi sorvegliato speciale in questo momento è soprattutto l'Avenale. Il Muson non è ai livelli della scorsa settimana, per intenderci? No, anche se sta salendo. Quindi le prossime ore... Attendiamo di capire cosa succede in quel di Asolo e poi conseguentemente anche a Castelfranco Veneto. Grazie Presidente. Marcon, non le rubo altro tempo, come hai sentito Direttore, la situazione è in evoluzione, la situazione si sta aggravando come del resto era stato preannunciato anche dai bollettini della giornata di ieri, una situazione quindi in continuo aggiornamento. Sorvegliati speciali restano l'Avenale e il Muson dei Sassi. Il Presidente della provincia proprio in questo momento sta ricevendo altre telefonate da parte dei sindaci del territorio. Sono centinaia e centinaia, forse migliaia, i sacchi di sabbia distribuiti nella giornata di ieri e nella prima parte della mattinata di oggi. Con Tommaso Migotta adesso mi dirigerò con ogni probabilità verso il centro di Castelfranco, forse verso via Regina Cornaro. Ovviamente monitoreremo la situazione, magari ci dirigeremo anche in località Bella Venezia e Riese Pio X. Per il momento è tutto da Via Lovara. Direttore, ti restituisco la linea. Cristian, grazie molte, grazie al Sindaco di Castelfranco, Presidente della provincia Stefano Marcon, che ovviamente è preoccupato per quanto sta avvenendo e per previsioni non certo confortanti. Cambiamenti climatici, ne parliamo tutti i giorni ormai. Questi fatti dimostrano che hanno torto i negazionisti, coloro che sostengono che diciamo, questi fenomeni c'erano già, ma c'erano in maniera meno intensa e meno frequente. Vediamo un video in cui i cambiamenti climatici vengono spiegati ai bambini, perché è anche nelle scuole che bisogna creare una cultura della difesa del territorio e della consapevolezza di cosa sta succedendo purtroppo per le troppe emissioni nel nostro pianeta. Vediamo. Del surriscaldamento globale? Sapevi che negli ultimi decenni i livelli del mare sono aumentati? Tutte queste notizie hanno a che fare con il cambiamento climatico. Per capire che cos'è il cambiamento climatico, prima di tutto dobbiamo capire cos'è il clima. Il clima è un insieme di condizioni atmosferiche che si manifestano in un luogo durante un tempo prolungato. Negli ultimi secoli, il clima di tutta la Terra è cambiato, alterando le condizioni abituali di un luogo, relativamente alle precipitazioni o alle temperature. Per questo motivo è sempre più comune la carenza d'acqua, la desertificazione, la scomparsa dei laghi o incluso l'aumento del livello del mare. Inoltre, sono aumentati i disastri naturali come la siccità, le inondazioni o le grandi tempeste. Tutte queste situazioni sono la conseguenza del surriscaldamento globale, ovvero dell'aumento della temperatura del pianeta, dovuto in gran parte all'azione degli esseri umani. Però, perché è aumentata la temperatura del pianeta? La Terra è circondata dall'atmosfera, uno strato sottile e gassoso che permette la penetrazione di una parte della radiazione solare. Per questo motivo, questo strato contiene gas che si chiamano gas serra, la cui missione è assorbire parte di questa energia ricevuta e mantenere la temperatura del pianeta. Uno dei principali gas serra è il CO2.
Con la rivoluzione industriale, le emissioni di CO2 cominciarono a crescere a causa dell'utilizzo di combustibili fossili come il carbone ed il petrolio. Negli ultimi anni, la presenza nell'atmosfera di gas come il CO2 è aumentata e di conseguenza la sua capacità di trattenere la radiazione solare è cresciuta, incrementando così la temperatura media del pianeta. Il cambiamento climatico coinvolge tutti i paesi del mondo, producendo un impatto negativo sull'economia, la vita delle persone e di tutti gli esseri viventi. Ti mostriamo alcuni dati. Negli ultimi 150 anni la temperatura media mondiale è aumentata quasi di 1 grado. Ti sembra poco? Se la temperatura della Terra continua a crescere, milioni di specie di animali e piante potrebbero scomparire per sempre. Gli oceani si sono riscaldati. Per questo motivo la quantità di ghiaccio è diminuita e si è alzato il livello del mare. Sapevi che tra il 1901 ed il 2010 il livello del mare è aumentato di 19 centimetri? Questo potrebbe far sì che alcuni luoghi scompaiano sommersi dal mare. In futuro si prevedono conseguenze peggiori se non prendiamo in fretta dei provvedimenti. Attualmente abbiamo a portata di mano alcune soluzioni concrete. Vuoi conoscerle? È necessario ricorrere all'energia rinnovabile per ridurre le emissioni di CO2. Le macchine sono responsabili del 10% delle emissioni di CO2. Utilizza il trasporto pubblico, la bicicletta o cammina. Riduci l'uso della plastica. La fabbricazione di plastica implica grandi emissioni di CO2 nell'atmosfera. Pianta un albero considerando le caratteristiche ecologiche della zona. Sapevi che 5 alberi possono assorbire fino ad 1 tonnellata di CO2 durante la loro vita? Ricicla sempre. Come curiosità, si utilizza meno energia per fabbricare la carta dai giornali vecchi che direttamente dal legno degli alberi. Spegni le luci quando non sono necessarie. Se risparmiamo elettricità, riduciamo anche lo spreco di energia per produrla. Ricorda che il rispetto del pianeta è nelle tue mani. Ti unisci alla nostra missione? Quante cose abbiamo imparato in un solo video? Sai che ne abbiamo tanti altri? Immagina tutto quello che puoi imparare. Iscriviti al canale educativo di Smile and Learn per imparare mentre ti diverti. Avete visto, no? Questa era una scheda del sito Smile and Learn, proprio spiegato ai bambini i cambiamenti climatici. Vale per i bambini come per gli adulti, perché è molto chiaro, è molto comprensibile e si sente parlare di cambiamenti climatici molto a vanvera, no? Cioè da persone che sanno poco, come noi stessi, no? Non siamo degli esperti, quindi dobbiamo rimetterci ai giudizi, alle analisi dei tecnici, e qui invece ci si improvvisa sempre climatologi. Siamo bravi a parlare di tutto, no? Siamo tutti dei CT, dei commissari tecnici della nazionale, no? Ciascuno dice la sua. Questo è un po' il nostro paese. Allora, vediamo dalla nostra redazione di Udine questo, come era stato previsto, questo nuovo fronte del maltempo. Vediamo. Nella giornata di martedì una nuova ondata di maltempo tornerà a colpire l'Italia nelle zone già flagellate qualche giorno fa. Si tornerà quindi ad alzare il livello d'allerta soprattutto tra Lombardia e Veneto per piogge anche a carattere temporalesco particolarmente intense e persistenti. Localmente picchi possibili anche oltre i 100 mm, quindi non una bella situazione in arrivo sulle aree alluvionate degli scorsi giorni che devono fronteggiare un'altra emergenza. Anche sul Friuli sono attese piogge intense e temporali, soprattutto sulla zona carnica. Il tutto sarà dovuto alla depressione atlantica che porterà in regione aria umida e quindi instabile. Più impatto di nuovo sulla zona occidentale, mentre sulla costa soffierà prima Scirocco e poi Libeccio. Si terrà sott'occhio il drenaggio delle strade urbane e altre problematiche idrogeologiche. La Protezione Civile per questi motivi ha diramato un'allerta gialla che durerà proprio per tutto l'arco della giornata di martedì, con il focus principale che sarà il controllo dei bacini, soprattutto del Livenza e delle Mene, oltre al regolare scorrimento della viabilità. Come si dice, no? Uomo avvisato, mezzo salvato. Siamo stati avvisati sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia, però
mezzo salvati, almeno per ora. Speriamo che non ci siano grossi problemi nelle prossime ore. Pubblicità e poi torniamo subito. Edizione straordinaria di Focus TG sulla nuova ondata di maltempo che era stata prevista tra ieri ed oggi. In effetti ha piovuto tutta notte, continua a piovere. Vedete delle immagini riprese dall'alto da un elicottero della Protezione Civile. Qui siamo sempre nel Vicentino, dove sono a lavoro delle ruspe per sistemare degli argini che sono stati praticamente tranciati dalla furia delle acque. E le scene che abbiamo visto anche durante la grande alluvione del 2010 e del 2012, con campi allagati completamente, raccolti andati in fumo e tanti casolari completamente isolati. Adesso andiamo invece nella Bassa Padovana, in diretta c'è Chiara Gaiani. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo con il collega Francesco Cibotto a Megliadino San Vitale con Daniela Bordin, che è stata sindaco di questo comune, ma anche del comune vicino, Megliadino San Fidenze. Del comune vicino, scusate, ma anche consigliere delegata alla Protezione Civile provinciale e con l'ex tecnico comunale di Megliadino San Fidenze e Megliadino San Vitale, Renzo Ortolan. Quella che vedete alle mie spalle, che il collega sta inquadrando, in realtà è un'area golenale ma coltivata, che è stata trasformata in un lago. Purtroppo i livelli del Fratta stanno continuando a preoccupare, perché il Fratta sta salendo e questa è in questo momento la situazione di maggiore emergenza, di maggiore preoccupazione in provincia di Padova. Ci conferma consigliera Bordin? Sì, diciamo che questa zona, il Fratta, come lei ha detto bene, permane su livelli elevati, per cui questa area di campi coltivati diventa area golenare nel momento in cui la Fratta raggiunge dei livelli di massima, per cui il protocollo previsto tra Genio Civile e Consorzio di Bonifica Adige Euganeo competente per questa zona deve accendere o spegnere le idrovore, che nel momento in cui funzionano al 100% lasciano all'asciutto questi terreni e l'acqua viene inserita all'interno della Fratta. Nel momento in cui la Fratta è in criticità, ovviamente c'è lo stop pompe che si è avuto nei giorni precedenti o al 50 o al 100%, provocando l'allagamento di questi terreni e anche delle zone tra virgolette vicine, insomma adiacenti. Ecco, questa è una zona molto bassa, chiediamo a Renzo Ortolan. Questa è una zona bassa che fa confluire ovviamente l'acqua, esatto. In questo momento, ovviamente, già dopo le precipitazioni della scorsa settimana la situazione era critica e si fa di ora in ora più critica. Ma senz'altro, noi in effetti qui a Megliadino San Vitale abbiamo una quota più bassa dei comuni vicini, quindi il nostro è un fondo servente. Il fondo dominante riguarda tutti gli altri comuni, parlo dell'ex Megliadino San Fidenzio, Santa Margherita e Saletto, che sono ora Borgo Veneto, insomma. Borgo Veneto è anche in parte Casale di Scodoggia, tutti confluiscono su questa zona, che è una zona più bassa e si vede, ma di solito è coltivata a seminativo, con le colture tradizionali e locali, insomma. È passato prima un cittadino, diceva la foto del 1904, siamo tornati a questi livelli, e voi gli avete detto meglio che la metti via quella foto. Sì. In effetti è vero, nel 1904 non c'ero, ma nel 2010 sì, quando ha rotto il Frassine, e dal Frassine tutta l'acqua è confluita qui a Megliadino San Vitale, insomma, ecco, attraverso il Vampadore. Il Vampadore è quello, questa è la contraffossa a destra, dall'altra parte contraffossa a sinistra, che passa in mezzo qui a pochi metri. Anche quello è tutto pieno, cioè, no. Ecco, allora intanto chiederei, prima di tornare a parlare di quest'area che appunto dicevamo è l'area più critica, la consigliera Bordin, ieri riunione di emergenza in prefettura a Padova, convocati tutti i sindaci, gli enti preposti. Qual è il quadro della provincia in questo momento? Campo San Piero è stata la zona rossa più drammatica finora. Allora, come detto lei, ieri sera alle 17 il viceprefetto Vitetti ci ha convocato al CCS per fare un po' il punto della situazione
amministrazioni in attesa di questa ondata di maltempo iniziata a mezzanotte di questa mattina e che si protrarrà, temiamo, fino a giovedì, con intensità maggiore in questa prima giornata. Le criticità maggiori, come abbiamo detto, il Fratta per la fragilità degli argini dopo un lungo perdurare di molta acqua nel corso d'acqua, ma anche il Muson dei Sassi, perché se è vero che la rotta è stata aggiustata venerdì sera, da giovedì quindi a venerdì sera già sta completamente chiusa, sono state recuperate nei successivi 3 giorni di sole alcune movimenti franosi all'interno degli argini, però comunque lo stress a cui gli argini sono stati sottoposti laddove ci sono state sovrapposizioni di acque, è chiaro che se si tratta di una fragilità che deve essere attenzionata. Infatti da parte del Genio Civile è stato richiesto un monitoraggio degli argini, è chiaro che i volontari di protezione civile lo possono fare con attenzione anche alla sicurezza, perché nel momento in cui l'argine è fragile, di sera col canale in piena comincia a essere difficile mandare i volontari a fare questo tipo di attività. Quanti volontari ci sono in campo in questo momento? Tra l'altro persone davvero eccezionali. Allora, i volontari che da mercoledì a venerdì si sono prodigati con turni H24 sono state oltre 3.000 persone. Nella giornata di giovedì, che è stata quella un po' di maggior problematica perché sulla bassa padovana, a seguito del maltempo del primo pomeriggio di mercoledì, nell'Alta e nella zona Colli nella nottata, in simultanea avevamo circa 1.500 uomini divisi su circa 480 squadre. È chiaro che è un lavoro da volontari che hanno dato conforto anche ai cittadini che hanno visto le case invase dall'acqua, piuttosto che aiutato le amministrazioni laddove, parlo della zona Colli, ci sono stati movimenti franosi importanti che sono stati recuperati liberando strade da frane, smottamenti o altro. Ecco, nel frattempo Federico si è mosso e vi sta facendo vedere qual è la situazione drammatica. Inquadra anche, penso proprio in questo momento, gli chiedo, quel comignolo che vediamo, un edificio che supera il ponticello attraverso che abbiamo fatto qualche passo con il consigliere, con Renzo Ortolana, e quella è una delle 2 aziende che hanno avuto grossissimi problemi proprio in queste ore. Sì, allora diciamo che in questa zona avevamo più indietro la stalla, la Coser, dove avevamo la presenza di 2.800 bovini che dal pomeriggio di venerdì a ieri sono stati praticamente spostati perché l'acqua permaneva da troppo tempo, non c'era la possibilità di alimentarli e neanche di poterli far riposare. In questo caso abbiamo una struttura ricettiva conosciuta come Locanda Caveglio, che però ha visto qualche mese fa un cambio di proprietà e quindi i nuovi proprietari hanno nella struttura alta la parte legata all'albergo ristorante che dovevano aprire, mi diceva la signora, il 13 di giugno, che è il giorno del suo compleanno, e voleva festeggiarlo in questi termini. La parte più bassa ci sono 3 stanze che ovviamente sono state invase dall'acqua e quindi stanno cercando di recuperare ovviamente la situazione pulendo, e però io sono entrata prima, la situazione è abbastanza drammatica. Ecco, infatti poi noi abbiamo già un appuntamento con la proprietaria e direttore che ci farà vedere che cosa è accaduto. Purtroppo è giorni che entriamo in aziende, in case che hanno subito dei pesantissimi danni. Noi abbiamo incrociato prima di iniziare questa diretta, la signora era quasi in lacrime. Vi assicuro che continuare a vedere questi cittadini, questi conterranei così provati è davvero molto difficile da raccontare anche per noi. Direttore, io, se sei d'accordo, per ora ti restituirei la linea per poi tornare a farvi vedere qual è la situazione con il collega. Andremo anche a vedere il livello del Fratta facendo questa strada che vedete alle mie spalle, poi ve lo faremo vedere. Grazie molte a Chiara Gagliani e ai suoi ospiti. Edizione straordinaria di Focus TG iniziata alle 11 per darvi conto di quello che sta accadendo, una situazione in evoluzione che però purtroppo sta
peggiorando, come ha detto poco fa il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon. Vediamo anche il titolo del mattino di Padova. Maltempo, Padova e provincia in allerta rossa, pronti all'uso 14.000 sacchi di sabbia. Vediamo anche a Vicenza, questo è il Ponte degli Angeli, guardate il Bacchiglione in piena, siamo proprio al limite della cavalcavia del Ponte degli Angeli, appunto guardate l'acqua ormai ha quasi raggiunto la struttura. E ovviamente i vicentini sono comprensibilmente preoccupati perché molte volte il Bacchiglione è esondato proprio qui. Guardate le finestre di questa abitazione, proprio sono ormai quasi raggiunte dall'acqua. I danni sono stati gravissimi in altre circostanze, quando il Bacchiglione è esondato e ha trasformato Vicenza in una specie di Venezia. Impressionanti anche queste immagini, Vedete proprio l'acqua che scorre velocissima, è veramente un record, è un nuovo record, è arrivato a 5 metri, potrebbe salire ancora, per ora non ci sono problemi alla viabilità, ma prima che entrasse in uso, in funzione il bacino di eliminazione di Caldogno, erano frequenti le esondazioni e dei problemi davvero molto gravi. Va detto ancora una volta che i bacini di laminazione proprio sopra Vicenza hanno evitato quella che il presidente Luca Zaia ha definito una catastrofe. Poteva essere una catastrofe, per fortuna i danni sono stati limitati, insomma, no? Si è evitato il peggio. Allora intanto andiamo ancora da Lucio Zanato in diretta. A te Lucio. Sì, direttore, allora qui siamo nella zona della Fornace dell'Innovazione, per intenderci da Casella direzione Bassano, e questa è la Marosticana Schiavonesca esondata. Vedete qua, qui sono i canali, diciamo così, di adduzione, cioè sono dei canali non direttamente collegati al Musone dei Sassi, ma sono dei canali che, caricano l'acqua dai campi, e questo ti dà la sensazione di quanto i campi non riescano più a ricevere. Per intenderci, qui si va verso Borgo Polo, tanto per intenderci, una delle zone critiche. Se Nicoletta fa vedere, bisogna procedere. Tra l'altro c'è anche molta, c'è comunque corrente nell'acqua. Vedete che le macchine devono passare con molta attenzione, proprio perché in questo punto i canali non ricevono più e di conseguenza si passa direttamente sulla strada. Vedete qui il canale che va giù, e da quella strada che è impraticabile, adesso vediamo se riusciamo a raggiungerla cercando di non farci investire. Niente, non ci fanno passare, vediamo se ci fanno passare. Vedete che la lunga fila che si è venuta a creare, niente, non è possibile arrivarci. Adesso vediamo se magari fermando il traffico passiamo dall'altra parte, perché volevo farvi vedere la pericolosità dell'area. Niente, non ci vedono proprio, ecco, adesso ci vedono, vediamo se riusciamo, ecco, passiamo di qua, perché è importante farvi vedere con Nicoletta cosa sta succedendo in quest'area. Vediamo se gira di qua Nico. Guarda, qui è il punto dove passano le macchine, ma quella che vedete lì in fondo, adesso la vedremo un po' meglio da di qua, è la strada che porta giù a Borgo Polo. Quindi il primo dato da far vedere è proprio la zona di Borgo Polo, che in questo momento comincerà ad essere una delle aree critiche qui dell'Asolano. Come vedete l'acqua sta scendendo dalla collina e che non riceve più, e quindi di conseguenza tutta l'acqua finisce all'interno di questa strada. Vedete via Borgo Polo, e qui lì giù ci sono tutta una serie di case, abbiamo incontrato già giovedì scorso, che hanno avuto problemi di inondazione proprio a causa di una situazione molto simile. Di conseguenza questa strada non è percorribile, intanto lo diciamo subito, per cui non prendete Borgo Polo, perché non si può passare, c'è tantissima acqua. Meno male che, ecco, un dato positivo che ti posso dire, direttore, che in questo momento piove un po' meno intensamente.
un po' meno intensamente. Vedete anche la protezione civile che sta verificando le aree. Noi a breve cercheremo di raggiungere anche il sindaco che sta dirigendo la situazione dal magazzino comunale, cioè dal punto di diciamo così, di raccolta e anche di riferimento da parte delle persone che ieri già avevano fatto riferimento lì per sapere com'è la situazione complessiva e soprattutto per prendersi i sacchi di sabbia. Però sempre Nicoletta vorrei farvi vedere ancora una volta quest'area qui. Ecco, una cosa positiva se vi posso dire che proprio già avendo smesso di piovere intensamente, essendo tornata una pioggia un po' meno intensa, già vedete che un po' il livello si è abbassato. Di sicuro comunque problemi ce ne saranno a valle, mi dicono nella zona di Borgo Lauro, che poi successivamente è quella successiva, quella di Borgo Polo. Quindi tutta la parte verso sud del comune di Asolo ha dei grossi problemi. Vi faccio vedere un'altra, sempre lì in fondo, un'altra zona. Lì siamo nella zona, vedete, via Fornaci, via Magre. Da questa parte, Nicoletta, sulla destra, facciamo vedere, c'è proprio un altro punto dove l'acqua non defluisce assolutamente. Qui è uno dei primi punti di esondazione da parte dell'area dell'Asolano. Non si può definire il Muson dei Sassi perché questa non è area del Muson dei Sassi, ma è, diciamo così, canalizzazione relativa, cioè che poi naturalmente confluisce tutta nel Muson dei Sassi. Però questa è la situazione al momento. Ecco, in diretta state vedendo anche come basta che smetta di piovere intensamente che subito il livello tende ad abbassarsi. Se ricordate, abbiamo incominciato il collegamento con circa 10 centimetri d'acqua sugli stivali e adesso il livello è sensibilmente diminuito. Vedete anche dalle macchine e vedete anche dalla posizione dell'acqua, dal fatto che, come dire, non devono guardare, ecco, guardano poco o nulla. È comunque un problema che rimane, che tende ad essere meno intenso non appena la pioggia diminuisce di intensità. Però vi faccio vedere, Nicoletta vi sta facendo vedere la situazione complessiva, vedete da dove tracima l'acqua. Nel frattempo vediamo anche la polizia locale che si sta muovendo per raggiungere delle zone, evidentemente in alcune zone critiche sta cercando di raggiungere per capire come poter intervenire. Certo è che con una situazione del genere, soprattutto con una situazione del terreno in queste condizioni, perché io credo non si sia mai vista acqua così, che arriva in questa maniera e che scende direttamente dal muro di Cinte, insomma, cioè è una situazione decisamente straordinaria, alla quale purtroppo secondo me, direttore, dovremmo abituarci perché è bastato 10 minuti, un quarto d'ora d'acqua intensa come quella che abbiamo affrontato passando dal Muson dei Sassi prima, arrivando in quest'area, quindi praticamente saremo in linea d'aria a 3-4 km, però in questo tragitto la pioggia è venuta giù davvero intensa e questo è già il primo risultato. Questo è il punto, diciamo, che noi abbiamo trovato critico. Ricordo, siamo sulla Manosticana Schiavonesca, quindi la strada che porta verso Fonte Bassano, dall'altra parte Montebelluna. Attenzione ai rallentamenti, attenzione appunto a questa situazione di esondazione e quindi anche alle lunghe code che si stanno venendo a formare, perché questa è una delle strade importanti dell'area. Io in questo momento, se non hai domande, ti restituisco la linea. Lucio, grazie molte, grazie a te Nicoletta Rizzetto, in regia per questa edizione di Focus TG Francesco Ceron e Italo Morao, tutti i nostri giornalisti e tecnici mobilitati come sempre nelle edizioni straordinarie, con il coordinamento del nostro caporedattore centrale Nicola Zanetti, Francesca Bozza, Lina Paronetto, tutti i nostri colleghi impegnati nella copertura di questa nuova ondata di maltempo. Vediamo a proposito il giornale di Vicenza, allerta rossa nel Vicentino, sale il livello del Bacchiglione, aperto il bacino
di Caldogno. Avete visto che il Bacchiglione aveva superato il livello di guardia, vi abbiamo fatto vedere poco fa le immagini, vediamone altre in questa carrellata di foto del giornale di Vicenza. Guardate a quale punto è arrivato ormai ai 5 metri, livello di 5 metri, quindi quasi a ridosso del ponte. Sì, vediamo, poi vedremo altre immagini significative di quello che sta accadendo. Lucio Zanato ha dato le ultime notizie, avete sentito nei pressi eravamo da una parte, era tra Montebelluna e Bassano del Grappa, situazione della viabilità molto complicata. Vedremo se potremo tra poco collegarci di nuovo con qualche altro collega. Abbiamo ancora Edi, ce l'abbiamo in linea? No, non c'è nessuno. Abbiamo appunto collegamenti da Casale sul Sile, abbiamo anche chi potrà di nuovo collegarsi da Padova e di nuovo anche dal Vicentino. Io direi con Francesco Ceronna e con Italo Morao, vediamo la raccolta fondi per l'emergenza alluvione. Questi sono dati importanti per chi vorrà dare in qualche modo un aiuto. Vi dico quali sono i dettagli per la raccolta di questi soldi per aiutare le popolazioni, per dare sostegno per le prime necessità. Vedete per il comune di Asolo che ha già attivato un conto corrente per la raccolta di donazioni in risposta alla generosità di tanti che hanno chiesto come poter aiutare. Qui tramite l'IBAN dell'ente, lo vedete scritto, se avete tempo di fare una foto oppure di trascriverlo, il conto per poter fare donazioni per aiutare la popolazione del comune di Asolo in questo caso. Io direi se potremmo fare rivedere un servizio che racconta, io direi di riproporlo, la lotta contro il maltempo da parte dei cittadini che vanno a cercare i sacchi di sabbia. Ormai sono finiti, sono state ore convulse in cui tante persone hanno riempito con le loro mani dei sacchi con della sabbia per difendere le loro abitazioni. Rivediamo il servizio, grazie. Spettatori del Canale 3, l'immagine più chiara è questa, l'immagine che vi sta facendo vedere Tommaso Migotto, ovvero i cittadini ma soprattutto le persone, oltre alla protezione civile, che da oggi pomeriggio dalle 3:30 stanno continuando a riempire i sacchi di sabbia. Abbiamo persone della protezione civile, personale del comune di Asolo, ma abbiamo anche tanti cittadini comuni. E allora comincio con questa signorina. Da che ora è che è qui a fare sacchi? Io purtroppo da poco, perché ho lavorato tutto il giorno, ma ci sono ragazzi che sono qua dalle 3. Sì, lo so che sono dalle 3, però l'importante è esserci e dare una mano. Sì, assolutamente sì, soprattutto perché abbiamo finito di spalare fango fino a ieri, pulire i garage. Vista la situazione ci si dà una mano l'un l'altro, ecco. Ecco, vedete i cittadini come si stanno muovendo e dimostrando quanto questa comunità sia coesa. Tanto è vero che il sindaco oggi non c'è perché è al pronto soccorso, ma c'è la moglie Cristina, la signora del sindaco. Buonasera. Perché essere qua oggi? Perché mi sono sentita in dovere di aiutare i cittadini in difficoltà e lo faccio volentieri. È vero che ha lasciato completamente tutti i mestieri a casa, compreso il letto da fare? Ho finito di lavorare alle 2 e sono venuta giù diretta. Ecco, questo è lo spirito che c'è qui, però c'è molta tensione, vi garantisco, perché i sacchi di sabbia servono, sono già stati posizionati e c'è molta attenzione. Allora adesso i conti per i sacchi di sabbia li facciamo con il vice sindaco Franco Dalla Rosa. Vice sindaco, quanti sacchi di sabbia, quante famiglie avete raggiunto e quanti quintali, anzi tonnellate di sabbia avete portato? Abbiamo
servito circa 250 famiglie, 2500 sacchi di sabbia, 700 quintali di sabbia totali. Ecco, ci spostiamo così teniamo i cittadini che stanno lavorando, perché è importante far vedere questo lavorio continuo, questa volontà. C'è molta attenzione, abbiamo visto 2 chilometri di coda, gente in coda. Voi questa sera avete detto a un certo punto chiudiamo perché altrimenti andiamo a notte fonda, domani mattina riaprirete nuovamente per i sacchi. Sì, domani mattina riapriamo verso le 10, gran parte della popolazione interessata però è già stata servita, c'è molta apprensione per quello che dovrebbe succedere nelle prossime ore, quindi la paura ha fatto correre un po' tutti. Ecco, Però voi avete anche degli altri lavori in corso, abbiamo visto le immagini del Museo dei Sassi e ci sono già delle attività in corso per cercare di reggimentare il più possibile nella zona del Casonetto. Sì, da questa mattina ci sono diverse ruspe che lavorano nel greto del Casonetto, del Genio, e stanno facendo un grosso lavoro di risistemazione degli argini, però veramente è un lavoro impegnativo anche per i prossimi giorni. Altro lavoro impegnativo, la conta del materiale portato via, del materiale che è diventato rifiuto. Quanti bilici avete portato via, quanti container? Allora per adesso siamo una ventina di container e ce ne sono ancora molti da portare via, che lo faremo già da domani mattina e nei prossimi giorni. Perché va detto che rispetto a Castelfranco, che è abbastanza circoscritta, qui veramente tutti i quartieri, tutte le frazioni sono state colpite anche pesantemente negli scantinati. Esattamente, è stato interessato tutto il territorio comunale, anche su località che storicamente non erano mai state colpite da questi fenomeni, ma è arrivata giù una montagna d'acqua in pochissimo tempo. Voi avete non solo gli allagamenti, avete anche le frane su? Abbiamo anche pericolo di frane in alcune zone collinari che li stiamo monitorando. È venuta su una commissione nazionale delle protezioni civili insieme con quella regionale e hanno visto un po' i danni e già da domani o dopodomani mandano su un geologo per verificare sul posto il problema. Da stanotte e poi domani è il momento più critico. Come siete organizzati? Danno informazioni ai cittadini? Allora siamo organizzati che adesso tutti gli scantinati sono stati liberati dall'acqua, abbiamo consegnato i sacchi per cercare di arginare e abbiamo fatto pressione alla popolazione perché la prima cosa importante è che le persone si mettano in salvo. E quindi tutti al primo piano quando dovessero vedere acqua arrivare? Io spero che non ci sia, ma in ogni caso tutti al primo piano. Allora, questo è un servizio di ieri, avete visto proprio la ricerca di questi sacchi di sabbia che poi alla fine sono esauriti in poco tempo. È paura in Veneto ma anche in Campania, nei campi Flegrei, per delle scosse violente, un sisma che ha colpito questa zona altamente sismica nella notte, la gente si è riversata per le strade, ci sono danni materiali per ora. È una zona considerata molto pericolosa, che ha subito altre volte uno sciame sismico con anche una ventina di scosse in rapida successione. Questa volta sono state scosse più violente del solito, 4,4 è l'intensità di questo sisma, e quindi particolarmente forte, tant'è vero che appunto molte decine, centinaia di persone si sono riversate per le strade, molti hanno dormito in macchina. È da tempo che si mette in allerta la popolazione, c'è già tutto un piano di evacuazione di questa grossa zona a ridosso del capoluogo partenopeo. Vedete ore d'ansia, di paura, con le persone che sono ancora per le strade. Vediamo se abbiamo altri collegamenti in vista. Avremo tra poco l'assessore Giampaolo Bottacin che sarà intervistato da Ilaria Marchiori. L'assessore Bottacin aveva tenuto un punto stampa insieme al presidente Zaia proprio per avvertire che ci sarebbe stata un'altra ondata di maltempo di cui stiamo vedendo proprio in queste ore
in queste ore le conseguenze. Allora vediamo, direi di rivedere ancora servizi che abbiamo già dato in attesa di altri collegamenti. Mi pare di vedere Christian Arboit, poi vedremo di capire se potremo collegarci di nuovo con Heidi Kaliman per capire qual è la situazione lungo il Sile. È stata evacuata l'H Farm, gli studenti hanno passato la notte in un hotel proprio perché si temeva e si teme che il Sile possa esondare proprio in quella zona. Allora abbiamo Anna De Roberto in diretta, a te la linea. Anna, dove ti trovi? In diretta in cammino, direttore, buongiorno. Allora guardate, questo è un asilo, siamo a Marostica, l'asilo che è appena stato evacuato, è un asilo di bambini. Guardate, è arrivata la protezione civile, proviamo un po' a raggiungere qualcuno, i bambini sono andati via con il pulmino. Guardate, qui forse ci sono le maestre, proviamo a vedere. Buongiorno, buongiorno, siete in diretta su Rete Veneta, signora, buongiorno. Siete le maestre? Tutto bene? Tutto bene, signora? Palazzo Baggio perché la situazione non era sicura. Sono stati portati via come, signora? Un pulmino della protezione civile. Adesso vado a raggiungerli. È spaventata? Diciamo che è la prima volta che succede una cosa così, per cui le cose fatte un po' in fretta e in emergenza sono sicuramente. Senta, come le sono sembrati i bimbi invece, spaventati? Li abbiamo tranquillizzati, abbiamo cercato di tenerli un po' tranquilli. Ecco. Quanti bimbi sono in tutto? 46 oggi erano presenti. 3-5 anni? 3-5 anni. Grazie signora, grazie. Allora direttore, venite con noi, qui c'è la protezione civile, li hanno evacuati da poco, noi siamo arrivati al COC di Marostica, la protezione civile ci hanno detto, come dire, che c'era questa situazione di emergenza, sono arrivati 2 pulmini, uno dei pulmini è quello lì e adesso stiamo raggiungendo anche il sindaco che è salito qui dove praticamente passa il fiume. Proviamo ad entrare un attimo, direttore, nel asilo, vediamo se si riesce ad entrare. Eccolo qua, vediamo il sindaco, buongiorno. Buongiorno, posso parlare? So che siete in situazione di emergenza, vi rubiamo davvero 2 secondi. Avete tratto in salvo i bambini, si può dire questo? Sì, diciamo che a scopo precauzionale, siccome mancavano circa 35 centimetri all'uscire dall'argine, abbiamo fatto evacuare tutti i bambini a scopo anche precauzionale, nonostante adesso sembra stia un attimino rallentando la piovosità. Ma qual è la situazione che vi preoccupa di più nel territorio marosticense? È un disastro ovunque, scusatemi ma non ho neanche tempo di parlare, anche perché ho i gruppi di protezione civile fuori, saranno 60 volontari in questo momento. Ecco, comunque i bambini, avvisi i genitori, sono tutti in salvo presso e tranquilli, anche per loro è stata una gita presso la sala consigliere di Palazzo Baggio, quindi in via 4 novembre. Ok, e dove è più alto il livello qui? Siamo qui a confluenza del Longhella con il Marco Alda, questo è il punto di maggiore altezza. Per fortuna sono 5 anni che puliamo tutti quanti i canali e francamente mi viene ancora più nervoso se penso alle 4 denunce che ho per aver tagliato le piante. Grazie. Grazie, buon lavoro a voi. Allora direttore, attendiamo un attimo di poter parlare col sindaco. Sindaco, buongiorno. Dove lo... Buongiorno, scusi, posso parlare anche con lei? Lei è? Responsabile area sociale istruzione. Com'è la situazione qui? C'è solo questa scuola a rischio? Beh sì, perché ha la roggia qui vicino e quindi, come dire, avevamo timore e abbiamo agito in prudenza, quindi i bambini sono collocati in sicurezza. Le altre scuole chiaramente hanno degli allagamenti nei cortili ma sono controllate e adesso i bambini torneranno a casa. Dopo la mensa rientreranno nelle abitazioni. Forse non era il caso di tenerle chiuse oggi, visto l'allarme che era stato lanciato ieri, come hanno fatto tanti comuni del Padovano? Ma guardi, parlavo prima con un genitore e in 30 anni, come dire, non era mai accaduto, quindi, come dire, Marostica non è un territorio così a rischio. Da oggi credo dovremo fare delle valutazioni diversamente, ma è andata bene e quindi siamo felici. Grazie, buon lavoro anche a lei. Allora direttore, se siete d'accordo venite con noi, vi facciamo vedere questo famoso livello dell'acqua che è molto alto. Immaginate, questo è l'asilo che è posizionato qui, siamo nella zona di Ponte Campana.
Ponte Campana. Allora guardate, venite su con noi per farvi vedere quanto vicino è qui il corso d'acqua. Protezione Civile ancora qui. L'evacuazione è stata fatta circa una ventina di minuti fa. Questo è uno dei livelli più alti. Eccolo. Lei è venuto a vedere? Ma non fa paura l'acqua a questi livelli? Paura, però con i lavori che sono stati fatti di manutenzione speriamo che il tempo fra poco cessi, Dio pluvio qua, allora speriamo e credo che non ci dovrebbero essere grossi problemi, spero perlomeno. C'era lei quando hanno evacuato i bambini? No, non c'ero. Senta, ha una forza dirompente però quest'acqua. Sì, senz'altro, ha una forza dirompente e secondo me bisogna cercare in futuro di fare lavori più seri di contenimento e anche educare la gente a avere più rispetto un po' di questi eventi naturali che cambiano. Ci ricorda per i telespettatori come si chiama questo affluente? Questo affluente si chiama Longhella che poi va sulla Brenta. Quando si ingrossa questo poi direttamente va a confluire. No, dopo va a confluire sulla Brenta, sì. Ma lei li ha mai visto questi livelli? Abbiamo visto il sindaco piuttosto teso, una situazione complessa in tutta Marostica. Ho già visto in passato, molti anni fa, però il torrente non era manutentato come adesso, per cui ho visto esondazioni anche nel 64 e poi successive anche, per cui... Grazie. Prego. Grazie. Buona giornata. Grazie. Resti qui, non vada via, che adesso le faremo una nuova intervista. Direttore, guardate. Insomma, sono immagini che parlano da sole. Possiamo però dirvi che i bambini stanno bene, avete visto, sono stati evacuati. Adesso c'è una nuova situazione su Bassano del Grappa, quindi vi diamo appuntamento qui nel Bassanese tra una decina di minuti, che proviamo a raggiungere Bassano del Grappa, dove pare ci sia una persona in pericolo con la sua casa a rischio. Pare che ci sia una frana proprio vicino alla sua casa, quindi noi ci spostiamo torniamo a Bassano del Grappa, direttore. Anna De Roberto, il nostro operatore, e intanto vediamo cosa sta facendo l'Europa col Green Deal contro i cambiamenti climatici per cercare di ridurre le emissioni. È un progetto che prevede dei limiti, degli interventi entro il 2035 su cui l'Italia si è mostrata spesso in disaccordo. Vediamo. Alle nuove immatricolazioni di auto a benzina e diesel, ristrutturazione obbligata per le abitazioni di classe energetica più bassa, report di sostenibilità obbligatori per le imprese medio-grandi. Sono solo alcune delle ultime direttive europee nell'ambito della sostenibilità. Tutte insieme rientrano nel cosiddetto Green Deal europeo, la strategia che l'Unione Europea sta mettendo in campo per diventare il continente con l'impatto climatico più basso del pianeta entro il 2050, riducendo già del 55% le emissioni nette di gas serra entro il 2030, cioè dopodomani praticamente. Ma com'è possibile raggiungere concretamente questi traguardi? Lo vediamo in un video che rientra nel progetto Terra Terra, realizzato dal Parlamento europeo in collaborazione con YouTube ed è finalizzato a sensibilizzare sulle tematiche della sostenibilità. Green Deal europeo. Anzitutto, per chi non mastica l'inglese, cosa significa? È semplice, letteralmente si traduce come patto verde europeo e in effetti è una strategia per combattere il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici avviata dall'Unione Europea nel 2019. L'obiettivo finale è quello di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, diventando il continente meno impattante a livello climatico del mondo. Ecco, qui è importante un chiarimento. Neutralità climatica non vuol dire che in Unione Europea non verrà più emesso un grammo di CO2 e altri gas serra dal 2050 in poi. Attenzione. Da un lato, assolutamente, le emissioni di gas serra dovranno essere diminuite parecchio. Concretamente però non è possibile azzerarle. Ok, ma quindi cosa si deve fare? Bisogna trovare il modo di riassorbire quelle che non è possibile eliminare in partenza. Allora, questo avete sentito, era una scheda su quello che sta facendo, che vorrebbe fare l'Europa con questo piano green. Adesso torniamo ad Asolo da Lucio Zanato in diretta. A te, Lucio.
Sì, buongiorno di nuovo direttore e ai telespettatori, ci troviamo al magazzino comunale, come vedete i volontari, ma anche i dipendenti comunali, ma anche i volontari di protezione civile, insomma tutti a preparare sacchi di sabbia. Siamo venuti qui perché intanto la buona notizia è che ha cominciato a scendere la quantità di acqua, che la pioggia, insomma, in poche parole, ha cominciato a scendere la quantità d'acqua e quindi possiamo dire che in questo momento insomma si può tirare un po' il respiro. Adesso io sto cercando di vedere se riesco a trovare il sindaco, che in questo momento probabilmente è sicuramente impegnato in 200 eventi. Adesso sindaco, eccoci qua in diretta su Rete Veneta. Sindaco, allora intanto la situazione e soprattutto che cosa dire ai cittadini? Allora, la situazione in questo momento è molto difficile. Guarda, ci sono diversi canali consortili che sono esondati e mi hanno appena comunicato che il Muson è esondato nuovamente a Pagnano in via Careggiate. Quindi io non so tu cosa dire. Beh, vediamo che i sacchi di sabbia li avete fatti. I sacchi di sabbia sono fatti, come sapete 2500 erano già stati distribuiti ieri nel pomeriggio, oltre 600 questa mattina e continuiamo a farli e cercare di andare incontro alle diverse esigenze dei cittadini, anche per quanto possibile supportarli, capire anche le loro incazzature, scusate il termine, perché ci stanno. Ecco, però in questo momento chi è maggiormente in pericolo come area, come cittadini, come case? Allora, siamo in alcune zone di Caggiupponi, tra l'altro oggi sono situazioni diverse rispetto a giovedì e venerdì, che siamo in Borgo San Pollo, in Caggiupponi, ma torniamo nuovamente in via Careggiate a Pagnano, in via della Sega a Villa d'Asolo, Villa Raspa oggi che non c'era la settimana scorsa. Non so cosa dirti in questo momento. No, però cosa dire ai cittadini? Cercare di stare in alto e non fare gli eroi cercando di evitare che l'acqua entri negli scantinati, perché quando l'acqua comincia a spingere finisci dentro. Sì, questo assolutamente è il buon senso. Li invitiamo, se vedono l'acqua salire, di salire anche loro ai piani superiori, non scendere assolutamente nei seminterati, negli scantinati, stare distanti dagli argini dei torrenti e lontani dai ponti. E poi naturalmente segnalare, perché voi ho visto che avete già mandato fuori i pompieri sono già usciti, le pompe sono tutte, le idrovore sono tutte in giro. Sono già tornate in giro i vigili del fuoco volontari di Asolo, so che è attivato anche il comando provinciale, la nostra protezione civile, i nostri mezzi anche meccanici per liberare fossati o in alcuni casi li stiamo anche deviando all'interno di terreni. Ecco, avete previsioni di ulteriore pioggia nelle prossime ore? Vi è stato comunicato oppure possiamo sperare che mantenga così la pioggia, che magari riesce a far defluire un po'? Le previsioni ci dicono fino alle 14 e spero che sia così. I terreni sono imbibiti, i canali non funzionano, non stanno scaricando acqua. E quindi bisogna solo che attendere che diminuisca un po' la pioggia. Bisogna guardare verso l'alto e pregare nel vero senso della parola. Grazie sindaco, mi dicono di continuare, allora intanto continuiamo a sentire un po' di persone. Vediamo la signora. Signora mi scusi, di dov'è lei? Di Asolo, qua di Casella. Ecco, la situazione a casa sua? Guarda, avevo avuto 20 centimetri d'acqua l'altra sera. Sono stata fortunata. Grazie. Ecco, questa è la situazione con le persone che vengono a caricarsi direttamente la sabbia in macchina per poi appunto portarla a casa. Ieri abbiamo visto veramente un carico incredibile, abbiamo sentito tutti i sacchi di sabbia che sono stati realizzati e quindi di conseguenza insomma la situazione come si sta evolvendo. Però oltre a questo qui non si riesce a fare e di conseguenza adesso noi comunque cercheremo di portarci nelle zone maggiormente critiche per capire veramente qual è la situazione. Quindi Borgo Polo, direttore, l'avevamo raccontato prima facendo vedere la strada, quello è il punto di criticità, perché quella strada che era diventata un canale automaticamente ha portato tutta l'acqua all'interno delle abitazioni. Ecco, adesso qui continuano a caricare, proprio mentre stanno continuando a caricare noi restituiamo la linea allo studio.
Molte grazie Lucio e Nicoletta Rizzetto. Andiamo subito in diretta a Marghera, dove vedo Ilaria Marchiori con l'assessore alla protezione civile e all'ambiente Giampaolo Bottacin. A te Ilaria. Sì, eccoci qui direttore, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo appunto qui con l'assessore Bottacin che è reduce da 2 importanti riunioni. Allora assessore, lascio lei la parola. Innanzitutto qual è la situazione, dove ci sono le maggiori criticità in questo momento? Allora, diciamo che le precipitazioni piovose, come avevamo previsto, hanno iniziato dalla serata di ieri a interessare la parte sud-occidentale del Veneto, quindi il Veronese, per poi spostarsi sul Vicentino, dove abbiamo registrato dei picchi anche superiori ai 160 mm, localizzati nella parte alta del Vicentino, e poi i fenomeni si stanno spostando verso la parte nord-orientale della regione. Non abbiamo avuto particolari criticità nel corso di queste ore, ma l'attenzione deve essere massima, perché ovviamente i livelli dei corsi d'acqua stanno crescendo a seguito di queste precipitazioni, tanto che il bacino di laminazione di Caldogno e quello di Montebello sono in questo momento attivi, però insomma nel corso della giornata i fenomeni andranno attenuandosi e poi a partire da questa sera il fenomeno sarà in esaurimento. Assessore, prevede che potrebbero aprirsi altri bacini? Ma credo allo stato attuale, se non ci saranno ulteriori precipitazioni piovose nell'Alto Vicentino, direi di no, però insomma tutte le aste principali dei corsi d'acqua sono monitorate in maniera attenta, soprattutto i corsi d'acqua che sono stati interessati dai fenomeni rilevanti della settimana scorsa, quindi tutto il bacino del Brenta Bacchiglione e il Muson dei Sassi in modo particolare. Ecco, anche la zona di Marostica è stata particolarmente colpita. Nella zona di Marostica e il Bassanese abbiamo avuto in tarda mattinata delle precipitazioni piovose cospicue, concentrate in un arco temporale ridotto, e questo ha creato dei problemi di allagamento puntuali su cui si sta intervenendo. Ed ora la domanda la cui risposta ormai vogliono sentire tutti: quali sono le previsioni per le prossime ore, per i prossimi giorni? Cosa dobbiamo aspettarci? Allora, diciamo che da questa sera questa ondata di maltempo andrà in esaurimento, quindi migliorerà il meteo, però anche nei prossimi giorni sono previste delle precipitazioni piovose, sicuramente non intense come quelle a cui abbiamo assistito questa notte e nei giorni scorsi, quindi il fenomeno andrà in esaurimento e ci aspetteranno dei momenti sicuramente migliori. Quindi possiamo rassicurare i cittadini? Possiamo rassicurare i cittadini, teniamo presente che comunque i corsi d'acqua dovranno far arrivare fino alla foce i colmi di piena, quindi insomma ancora per qualche ora l'attenzione dovrà essere particolarmente alta. Ringrazio l'assessore Bottacin, non so se ci siano domande dallo studio. Volevo sì. Se puoi girargli una domanda, che è questa. Abbiamo saputo dal sindaco Migliorini che il Muson è nuovamente esondato. Vorrei sapere dall'assessore se c'è un problema di fragilità degli argini, no? Si è parlato spesso anche dei danni delle nutrie, ma questi argini cedono spesso. Se ritiene che possano essere realizzati, si debbano realizzare argini più robusti, se è possibile. Sì, allora mi chiede il direttore, appunto vista la questione del Muson, il sindaco Migliorini ha fatto presente che è esondato la questione degli argini, questa fragilità degli argini, di cui tra l'altro abbiamo parlato anche proprio nei giorni scorsi. Qual è la situazione, cosa fare soprattutto per rinforzarli a questo punto? Ma guardi, questa è una corsa contro il tempo. Io da quando sono arrivato abbiamo investito 400 milioni di euro, ripeto la cifra, 400 milioni di euro per consolidare gli argini. Abbiamo migliaia di chilometri di argini e il Veneto presenta fiumi pensili, cioè che hanno il livello dell'acqua che può raggiungere parecchi metri di quota rispetto al piano campagna. Quindi è una corsa contro il tempo, perché è una ricerca di risorse e abbiamo poi la necessità di combattere contro il fenomeno degli animali selvatici che costantemente ci preoccupa e dobbiamo cercare di affrontare nei modi che ci sono consentiti dalle normative,
che magari non sono condivisibili neanche da me, ma dobbiamo rispettarle e non abbiamo alternative. Detto questo, ripeto, noi da quando io sono assessore alla protezione civile e alla difesa del suolo abbiamo investito più di 1,5 miliardi di euro di opere di difesa del suolo, 2.527 cantieri negli ultimi 4 anni, però dobbiamo anche dire che stiamo recuperando tempo perduto, perché se pensiamo che l'ultima grande opera idraulica realizzata in Veneto è il bacino di Montebello, che risale al 1926, evidentemente c'è stato un arco temporale di tempo dove non sono stati fatti adeguati investimenti probabilmente, però noi continuiamo su questa strada, continuiamo ad investire e teniamo presente che anche i cambiamenti climatici non aiutano, perché fenomeni meteo estremi come quelli a cui stiamo assistendo una volta capitavano raramente, oggi capitano molto più frequentemente, e quindi bisogna spingere ancora di più sulle opere di difesa del suolo, sulle reti idriche di smaltimento delle acque meteoriche, è una sfida importante. Ecco, avete sentito. Direttore, se non ci sono altre domande, io ringrazio l'assessore Bottacin e restituisco la linea da Marghera. Grazie molte all'assessore, davvero grazie per tutte le informazioni che ci ha dato. Grazie a te Ilaria e ai nostri tecnici. Vediamo conseguenze anche sullo sport. Il giornale di Vicenza, derby a rischio alle 12:30 e quindi dovrebbero avere già deciso se si giocherà Vicenza-Padova. Il maltempo ha messo a rischio la gara di andata dei playoff in programma alle 20:30. E adesso torniamo in diretta da Cristian Arboit. A te Cristian. Sì, direttore, buongiorno di nuovo anche da parte di Tommaso Migotta. Abbiamo cambiato scenario. Prima eravamo al centro operativo della protezione civile di Castelfranco, adesso siamo nei sotterranei di piazza Giorgione, quelli che sono stati duramente colpiti nei giorni scorsi. Qui con me il signor Mario, che la scorsa settimana, giovedì, ha perso ben 3 macchine. Abbiamo perso 3 macchine, una moto e dopo logicamente tutti i beni che erano dentro ai garage. Le macchine sono state sotto 2 metri per circa una decina di ore, perché le idrovore non riuscivano a togliere l'acqua. Il problema era che quella che noi riuscivamo a togliere ne rientrava dagli vari scarichi dalla piazza Giorgione di Castelfranco. Siamo riusciti a cominciare a calare con il livello dell'acqua intorno alle 14 e intorno alle 18:30 avevamo circa 5 cm, 10 cm di acqua nei garage, quindi siamo potuti entrare. Ci mostri, Mario, dove è arrivata? Allora, questo è il mio garage e l'acqua è arrivata a circa questa altezza. In pochissimo tempo, tra l'altro, abbiamo calcolato in circa una trentina di minuti, è arrivato a 2 metri e in giro di 10 minuti avevamo già 1 metro di acqua, quindi ormai siamo riusciti a salvare una macchina su 4 e le altre 3 sono dovuto stare giù, perché tra l'altro era molto pericoloso, non c'era corrente. Tra l'altro, e adesso siete di nuovo in allerta, i garage sono evidentemente sgombri, però siete di nuovo in allerta. Sì, io e i miei vicini stiamo continuando a venire qua a vedere com'è la situazione e a salvare le ultime cose, perché quelle che siamo riusciti a salvare l'ultima volta le abbiamo lasciate nei garage per dopo recuperarle ancora eventualmente, quindi siamo qua. Quando si ha tempo si viene a controllare la situazione. Avete dormito poco? Io personalmente molto poco, immagino anche i miei vicini, sì. Un po' tutti, perché siamo stati colpiti tutti in questa zona e anche nei paesi limitrofi. C'è stata una bella confusione, sì. Grazie davvero Mario, grazie di tutto. Allora, finché tiene la linea, poi direttore, risaliremo in piazza Giorgione, dove ti mostrerò i sacchi lungo la strada, sotto i portici, i sacchi di sabbia, quindi fra poco risaliremo. Qui appunto ci sono dei magazzini, le persone appunto stanno ancora mettendo al riparo le
magazzini, come vedi tanti sacchi di immondizia, di merce da buttare, scopettoni, mocio, secchi per l'acqua. Insomma, l'impressione, la vera impressione è che la conta dei danni stia andando avanti, cioè la dimensione di quello che è successo nei giorni scorsi si sta componendo giorno dopo giorno. E lo dico anche da cronista, qui la conta sta salendo in maniera impressionante, perché non c'è un angolo di questa parte di Castelfranco che non sia stata interessata dal maltempo. Non so se questo signore, siamo ovviamente in diretta, se la sente di parlare. Buongiorno, salve, siamo in diretta su Rete Veneta, possiamo disturbarla un attimo? Allora, ci raggiunge anche questo signore, non so se possiamo aspettarlo, direttore, in caso ti richiedo la linea più avanti, ma vedi adesso non so quale magazzino sia, ma vedo tanta merce appunto sugli scaffali più alti. Buongiorno, salve, siamo in diretta su Rete Veneta, possiamo disturbarvi solo un attimo? So che state lavorando e vi rubiamo solo 30 secondi. Sì, ma vi chiedo com'è la situazione qui a Castelfranco, qui sotto Piazza Giorgione, vedo che state lavorando senza sosta. Sì, qui diciamo è stata un'altezza di 1,60 m e stiamo sgomberando insomma i locali, poi andranno lavati, idrolavati e deumidificati. Ecco. Sono operazioni anche abbastanza complesse, richiedono tempo. Noi siamo un'impresa specializzata e siamo specializzati in questo, quindi per noi è la normalità. Sono giorni di super lavoro in questa zona? Comunque in generale in questa zona sì. Quindi avete tante richieste di intervento? Sì, siamo capillari su tutto il territorio, insomma. Secondo lei ci sono tanti danni? Perché giorno dopo giorno sembra che ci sia sempre... Oddio, continua anche a piovere, quindi insomma ci si aspetta... Cioè si spera che finisca la pioggia. Ecco. Grazie, gentilissimo davvero. Allora, direttore, noi adesso risaliamo in Piazza Giorgione, ti richiederò la linea perché ho il timore che appunto si scolleghi il segnale fra pochissimo. Va bene, grazie molte Cristian, grazie tante. Vediamo, vi dicevo prima, Ponte degli Angeli con il Bacchiglione in piena a Vicenza. Sentiamo Carlo Inghilleri. Il Bacchiglione a Vicenza, nel luogo simbolo dell'alluvione di Ognissanti del 2010, Ponte degli Angeli, un luogo dove oggi viene misurato ufficialmente il livello del fiume. A quest'ora siamo arrivati già a superare i 5 metri quando a 6,15 è prevista l'esondazione, quindi una situazione che in questo momento viene monitorata costantemente e il COC si è riunito in prefettura, si sta decidendo proprio in queste ore se confermare o meno la partita tra Vicenza e Padova. In questo momento possiamo solo dire work in progress, sì, perché tutto è in corso di valutazione. L'ondata di piena è prevista per le prime ore di questo pomeriggio. La gente, come vedete, si ammassa davanti alla transenna di Ponte degli Angeli per capire qual è la situazione, per fotografare questo fiume limaccioso, minaccioso, che fa ancora tanta paura. Carlo Alberto Inghilleri dal centro di Vicenza, il capo della nostra redazione berica. Andiamo adesso a Migliarino e San Vitale da Chiara Gagliani, siamo nella bassa padovana. A te Chiara. Sì, direttore, allora con Renzo Ortolan che ci ha seguiti in questo nostro viaggio vi facciamo vedere con le immagini di Federico Cibotto il livello del fiume Fratta. Avete visto, è impressionante. Adesso chiederei a Federico di farvi vedere proprio un'altra cosa che ci ha impressionato molto, e cioè il livello dell'acqua che si trova in questa sorta di bacino nell'idrovora Vampadore che c'è qui, che è praticamente pari al livello dell'acqua che
c'è nel fiume Fratta, tanto che le pompe dell'idrovora non riescono a fare in modo che l'acqua confluisca nel Fratta per toglierla quindi dai terreni circostanti. Renzo Ortolan, lei mi ha raccontato, ha fatto tantissime notti qui nel 2010, l'alluvione terribile, la rotta anche dell'Argine. I colleghi del consorzio di bonifica, Daniele Buson e altri, insomma, venivamo per tenere le macchine sotto controllo e per accenderle, per togliere l'acqua dai terreni coltivati che ci sono qui a Meliadino San Vitale. Questa è un'altra situazione davvero drammatica, cioè il livello è impressionante. Sì, come questa volta non si era mai vista neanche nella rotta del 2010. Siamo riusciti a quel tempo, sono riusciti insomma in pratica il consorzio di bonifica a tenere abbastanza la situazione sotto controllo, mentre qui è sfuggita di mano, anche perché il nostro territorio è un fondo servente, il fondo dominante è più alto di noi e quindi tutta l'acqua confluisce dai comuni vicini su questo bacino dove ci sono le due idrovore, Grompa e Vampadore. Tra l'altro qui scarica anche uno dei bacini costruiti per salvare la provincia di Vicenza, e cioè il bacino di Montebello. Montebello, senz'altro, sì, dove scaricano le acque attraverso il fiume Frassine e attraverso il fiume Fratta, che è quello alle nostre spalle. Da qui prosegue fino al mare, ci sono circa 70 km per arrivare al mare. Ecco, ha sentito poco prima di collegarci, direttore, il responsabile del consorzio Adige Euganeo, del consorzio di bonifica, per capire qual è il livello del fiume. Siamo sui 9 metri se non sbaglio. 9 metri, attualmente a 9 metri. Che è un livello di allarme rosso. Sì. Un problema che mi sottolineava e che me l'ha ricordato pochi minuti fa è che l'alveo secondo lui è troppo alto. Dovrebbe essere riscavato l'alveo per consentire, come avveniva 100 anni fa e più, insomma, che l'acqua vada direttamente al mare. Ecco, questo è uno dei problemi che sta emergendo. Questo fiume, il Fratta, sta ricevendo più acqua in questi ultimi anni perché il bacino di Montebello si riempie e scarica, il livello del fiume forse è troppo alto. È una delle questioni, una delle criticità da mettere sul piatto, ovviamente, quando poi la Regione e la Protezione Civile faranno il punto dopo questa emergenza in cui ci troviamo proprio in queste ore, per capire quale potrebbe essere la direzione per evitare che cose simili si ripetano. Quindi da quest'area della Bassa Padovana il livello è questo: cerchiamo di riportare gli alvei dei fiumi ai livelli più naturali possibili. Ai livelli originari, perché in origine erano molto più bassi e poi naturalmente nel corso degli anni si sedimentano e hanno un'altezza attualmente che è insufficiente perché l'acqua confluisca direttamente, pur essendo il mare a 10 metri più basso di noi, che possa andare l'acqua in modo naturale. Ecco, questa è la zona della Bassa Padovana, vedete appunto qual è la situazione. Noi poi continuiamo a spostarci in quest'area e ringraziamo ovviamente Renzo Ortolan che ci fa compagnia. Qui non è una zona molto abitata, abbiamo visto ci sono alcune attività che hanno avuto dei danni in queste ore. Certo che tutta questa quantità d'acqua, quanto tempo ci vorrà perché possa scaricarsi? Minimo una settimana. Quindi significa che le coltivazioni che sono qui avranno dei danni molto importanti. Sicuramente, perché il prodotto al 35-40%, anche se si dovesse asciugare dall'oggi e domani, è perso per quest'anno. Ecco, come potete vedere abbiamo chiuso gli ombrelli, sia io sia Renzo Ortolan. In questo momento qui non sta piovendo, addirittura c'è un po' di sereno. Speriamo davvero che sia foriero di buone notizie, perché se smette di piovere si tira un po' un sospiro di sollievo. Ma giustamente questo, speriamo che le previsioni siano corrette e che l'emergenza sia finita. Allora io direi, direttore, che se sei d'accordo noi poi con Federico Cibotto lasciamo passare peraltro un'auto che sta arrivando, quindi noi ci spostiamo, anche se questa sarebbe una zona interdetta, probabilmente, anzi sono i tecnici della Protezione Civile che sta passando per vedere qual è la situazione, per sorvegliare appunto sull'argine in questa zona golenale se si tratta di emergenza o meno. Per ora direi da qui è tutto, ringraziamo ancora Renzo Ortolan, ti restituisco
restituisco la linea. Grazie molte Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Dalla Bassa Padovana ricordo nella grande alluvione del 2010, ricorderete Bovolenta, Casalserugo, sono stati paesi devastati da quello che era stato all'epoca una specie di tsunami. E le piogge intense dei giorni scorsi hanno determinato infiltrazioni anche nello storico caffè Pedrocchi di Padova, allagata la Sala Verde, necessarie delle impalcature. Vediamo il servizio della nostra redazione di Telenord Est. La Sala Verde del caffè Pedrocchi chiusa a causa di infiltrazioni d'acqua. Nei giorni scorsi sono state posizionate le impalcature per evitare il distaccamento di intonaco all'altezza di alcune vistose macchie d'acqua. A provocare queste infiltrazioni l'eccezionale temporale di giovedì scorso. La quantità straordinaria di pioggia caduta in appena un'ora e mezza ha provocato l'infiltrazione di acqua dalla loggia al pavimento della Sala Egizia e da qui dunque al soffitto della Sala Verde, che ora è interdetta all'accesso dei clienti. Da un primo sopralluogo dei tecnici del comune sembra che i danni siano contenuti, ma in pochi giorni è il secondo intervento che lo storico caffè subisce dopo gli imbrattamenti con scritte pro-Palestina comparse lo scorso 9 maggio sul muro esterno dell'Easton, che hanno imposto un trattamento d'urgenza per cancellarle immediatamente. Francesco Cerone e Italo Morao in regia per questa edizione straordinaria di Focus TG, che è iniziata alle 11, quindi con un'ora d'anticipo, per darvi conto di quello che sta accadendo in seguito a una ennesima ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio. Intanto vediamo il titolo di prima pagina della Nuova Venezia. È ancora allerta in provincia di Venezia. Ecco le zone a rischio, centri operativi comunali aperti nel veneziano, verifiche sulle idrovore e tecnici pronti ad intervenire. Gravissimi danni all'agricoltura. Andiamo 2 minuti in pubblicità e poi torniamo subito. Faceva una certa paura questa mattina il Sile, tanto è vero che è stata evacuata H Pharma a Roncade. Sentiamo qual è la situazione ora con Edi Kaliman, che è in compagnia della sindaca di Casale Golisciani. A te Edi. Direttore, buongiorno nuovamente da Casale sul Sile. Siamo riusciti a raggiungere la sindaca Stefania Golisciani, che saluto. Buongiorno sindaca, grazie per il suo tempo. È appena uscita da un briefing proprio per l'allerta rossa che era stata diramata nelle scorse ore e anche per la situazione del Sile. Cosa è emerso? Allora, buongiorno. Noi abbiamo rilevato che il Sile in queste ultime ore è calato, quindi al di là delle aspettative siamo in una situazione migliore di quella che ci aspettavamo. Ovviamente abbiamo già organizzato le squadre per eventuali monitoraggi se la situazione dovesse peggiorare, e abbiamo un numero di sacchi di sabbia che abbiamo incrementato e in parte abbiamo già distribuito anche ai residenti, in modo che loro facciano un primo fronte, poi in attesa che arriviamo noi a dare un ulteriore supporto. Quindi tutto pronto nel caso, come l'ultima volta, il Sile dovesse crescere in modo importante in poco tempo? Sì, siamo pronti, quindi come dicevo anche stanotte abbiamo fatto delle ronde dalle 3 alle 6 a turnazione tra Protezione Civile, Associazione Nazionale dei Carabinieri in Congedo e anche noi amministratori, ed è andata molto bene rispetto a quelle che attendevamo, perché ci attendevamo il grosso anche stanotte. Ora ha ricominciato a piovere, però insomma è una pioggia al momento gestibile. In ogni caso siamo pronti con Polizia Locale, come dicevo prima Associazione Nazionale dei Carabinieri in Congedo, poi Protezione Civile e anche noi amministratori. Si attendevano infatti le piogge più forti in queste ore. Direttore, sindaca, cosa può dirci rispetto a questo? Sì, le attese erano che il grosso della precipitazione doveva avvenire in queste ore. Noi comunque siamo in allarme arancione, quindi finché non vediamo un bollettino che dovrebbe uscire alle 2 diverso, siamo pronti a intervenire. Prima ci diceva sindaca, noi non tiriamo un sospiro di sollievo nonostante il cielo faccia presupporre che le cose potrebbero andare non come era previsto. No, perché ci siamo abituati comunque a cambi repentini sia a livello climatico e anche a salite repentine del Sile, quindi come dicevo prima, finché non vedo un bollettino verde non smobilitiamo la macchina. Questo è il punto da Casale sul Sile. Direttore, grazie. Con Francesca Pezzo restituisco la linea. Grazie molte a te, a Francesca Pezzo e ovviamente alla sindaca Golisciani da Casale sul Sile. Adesso
Andiamo invece a Castelfranco, dove c'è di nuovo Christian Arboit sopra i garage di Piazza Giorgione. A te, Christian. Esattamente, direttore, con Tommaso Migot siamo riemersi. Questa è la zona di Castelfranco che nei giorni scorsi era stata colpita duramente dal maltempo. Come vedi, i sacchi di sabbia a fare un po' da scudo a eventuali esondazioni. Siamo a pochi passi davvero dalla Venale, la Venale che torna a far paura. Qui vedete alle mie spalle degli imprenditori, dei negozianti che saluto e ringrazio, fra poco li sentiremo, e qui c'è anche l'ex sindaco Muschetti, è stato sindaco negli anni 90. Negli anni 90, sì, 93, 96 ero sindaco di Castelfranco. E lei che idea si è fatto di questa ondata di maltempo? Sono fenomeni piuttosto prevedibili ormai, perché mi pare che però quello che è il disastro è che sono stati modificati i canali, sono stati modificati i fiumi e di conseguenza con la natura si fa poco, cioè si scontra notevolmente, e quindi chi ci rimette sempre chi non fa le opere fatte bene. Quindi lei crede poco all'evento straordinario, mi pare di capire. Diciamo che è la terza volta che succede questo evento, così forte non era mai successo, però anche gli altri precedenti eventi hanno avuto notevoli danni. Questa volta direi che i danni sono stati veramente ingenti, ci sono persone che hanno perso praticamente tutto. Quindi troppa cementificazione, scarsa manutenzione, che cosa? Ma direi di sì, perché l'onorevole Sartor, Domenico Sartor, che tutti conosciamo, aveva detto che avevamo un territorio pieno di fossati che quindi non sarebbe mai allagato. Abbiamo chiuso tutti i fossati, quindi siamo rimasti a terra praticamente. Senta Muschetti, noi adesso andremo verso la Venale, verso il ponte, è lì la situazione più critica. La situazione più critica è il punto dove di solito esonda il fiume. Ci sono degli operai, hanno portato della sabbia, dei sacchetti, speriamo che non sia così violento come l'altra sera, perché l'altra sera è stata veramente allucinante la cosa. Ci siamo attrezzati meglio con i sacchetti e con i ripari, per cui dovremo in qualche maniera affrontare meglio il disagio dell'altra sera. Grazie davvero. Allora, qui ti dicevo, direttore, ci sono dei negozianti, qui il titolare della panetteria, del panificio, siete corsi ai ripari anche voi? Purtroppo sì, ci hanno allertato visto come è preso il fiume qui dietro, abbiamo deciso tutti insieme di ripararci il più possibile, perché si fa quello che si può. Quello che si può, sì, ma siamo stanchi, sono proprio stanco perché vedi che non si risolve niente. Ecco. Sono giorni che vi hanno provato questi, anche queste ore sono provanti. Sì, siamo tutti provati, perché fra pulizia, lavoro, tensione e via dicendo non ce la facciamo più. Lei ha avuto danni? Allora, io mi sento di dire che sono fortunato, anche se ho avuto danni, ne ho avuti abbastanza, però sono fortunato perché i miei vicini ne hanno avuti molti di più, quindi io, non avendo sotterranei, sono riuscito a salvare almeno tutti i motori dei frigoriferi, i macchinari e anche i bruciatori del forno, quindi diciamo che noi... Quindi, rispetto ad altre situazioni? Mi è andata molto, molto bene, anche se è andata male lo stesso. Ecco. Grazie davvero. Buongiorno signori, siamo in diretta su Rete Veneta con il direttore Baccialli. Ecco, lei è titolare qui di un negozio? Sì, sono il fratello di Mario e posso confermarti quello che ha detto lui. Purtroppo stiamo aspettando, siamo pronti per il peggio, speriamo che non sia come l'altra sera, che siamo andati sott'acqua, insomma, speriamo che ci grazi oggi pomeriggio, dai. E questa ovviamente è la speranza di tutti. Allora, direttore, ti lascio con queste immagini. Adesso con Tommaso Migot andiamo verso la Venale e quindi vedremo direttamente quello che sta accadendo e che cosa ci dobbiamo aspettare per il pomeriggio. Ringrazio davvero tutti i nostri ospiti. A te di nuovo la linea, direttore. Grazie molte, Christian, grazie. C'è un po' di ottimismo in queste ore, perché i fenomeni, come ha detto l'assessore all'ambiente e alla protezione civile della Regione del Veneto, Bottacin, sono in attenuazione.
non si può dire che non sia stato lanciato un allarme adeguato già da tempo, già da giorni. Si diceva che oggi ci sarebbe stata un'altra ondata pericolosa. Vediamo quali erano stati soprattutto i punti di questo allarme. Vediamo. Torna l'allerta rossa per maltempo anche in tutta la fascia della Pedemontana, già colpita la scorsa settimana dalle raffiche di pioggia che hanno messo in ginocchio l'intero territorio. Appena 3 giorni di tregua e martedì torna l'acqua, con una nuova perturbazione per lo più violenti temporali, dicono i meteorologi, stazionari, assai dannosi per il territorio a causa della quantità di pioggia che potrebbe cadere. I terreni sono ancora zuppi di acqua. Fino a ieri si è lavorato purtroppo tra l'Asolano, la Castellana e il Bassanese orientale per ripristinare i danni ancora dei nubifragi di giovedì sera. Si stima siano scesi intorno ai 130-150 mm di pioggia su queste zone, soprattutto nella zona dell'Asolano, quindi la pioggia di praticamente 1 mese e mezzo nel giro di 2-3 ore è scesa nelle stesse zone, quindi gli allagamenti purtroppo sono stati inevitabili. Nella giornata di martedì si preannunciano fino a 350 mm d'acqua. L'Ovest Vicentino, l'Alto Vicentino, quindi fascia dell'altopiano di 7 comuni, la fascia delle piccole Dolomiti, la fascia del Massiccio del Grappa, a nord del Massiccio del Grappa, quindi il Feltrino, e poi tutte le zone adiacenti appunto tra le pianure e la catena appunto prealpina. E anche per mercoledì non ci sarà il maltempo di martedì, però comunque sarà una giornata dove nel pomeriggio, quindi nelle ore centrali, avremo la possibilità di avere qualche fenomeno sparso anche sotto forma di rovescio temporale, quindi ci sarà ancora occasione per avere degli ulteriori millimetri di pioggia che andranno a accumularsi su quelli di domani martedì anche nella giornata di mercoledì. Tutti i comuni a rischio si stanno preparando ad affrontare l'evento. A Marostica è già stata predisposta l'attivazione del COC, mentre il sindaco Mozzo ha già firmato l'ordinanza per la chiusura preventiva di alcune vie in area collinare. Attivati i COC anche a Mussolente e a San Zenone degli Ezzelini, i 2 comuni particolarmente colpiti dal maltempo nell'area bassanese. Sono stati predisposte scorte di sacchi di sabbia che saranno distribuiti dagli uomini e donne della Protezione Civile. Proseguiremo questa edizione straordinaria sull'ondata del maltempo fino alle 14, eravamo partiti alle 11, un'ora prima del solito, dell'inizio del Focus TG. In regia ci sono Francesco Ceron e Italo Morao, avremo altri collegamenti adesso da qui alle 14. La situazione a questo punto è in qualche modo stabilizzata, nel senso che i fenomeni si stanno attenuando, rimane l'allerta rossa perché i corsi d'acqua sono pieni, la terra non assorbe più acqua perché la terra è diventata ormai più volte in gran parte della nostra regione c'è un terreno impermeabile dovuta anche al consumo di suolo questa situazione, quindi l'acqua non filtra più, non arriva più nelle falde, rimane in superficie. Quindi il problema quando le piogge continuano è quello che ci possano essere appunto allagamenti dovuti ad una presenza eccessiva di acqua. In ogni caso i danni probabilmente, dico probabilmente, poi bisognerà fare vedere la conta dei danni, certamente la situazione poteva essere ben più grave, si è detto nei giorni scorsi che avremmo potuto ritrovarci nella stessa condizione in cui si è trovata l'Emilia Romagna, completamente allagata, con acqua stagnante per giorni e giorni. Per fortuna i bacini di laminazione hanno fatto il loro lavoro, sono stati, avete visto, aperti proprio oggi quello di Caldogno e quello di Montebello, 6 in tutto, e quindi i danni sono stati contenuti, ma rimane il problema degli argini, come dicevamo con l'assessore Bottacina, e quindi l'impossibilità di evitare che dell'acqua arrivi a monte dei bacini di laminazione, quindi comunque di evitare allagamenti. Andiamo in pubblicità e poi riprendiamo con l'edizione straordinaria sul maltempo.
Apriamo una finestra sempre in diretta con l'ondata di maltempo, apriamo una finestra con la Fondazione Milano Cortina, inchiesta per corruzione e gare truccate per i servizi digitali. 3 indagati, c'è anche l'ex amministratore delegato Novari, perquisizione della finanza, ovviamente una spina in più nel fianco delle Olimpiadi Milano Cortina, in questo caso legata a un'inchiesta per presunta corruzione. Dovremmo collegarci di nuovo con Christian Arboit da Castelfranco, lo faremo presto. Ovviamente tantissimi veneti che hanno portato il loro aiuto alle persone più colpite, ci arrivano dappertutto storie anche commoventi di uomini, di donne, soprattutto di ragazzi che hanno lasciato perdere qualsiasi altro impegno per dedicarsi a soccorrere gli altri. Questo succede spessissimo in questa regione, è diciamo un comune denominatore di vicende come questa, dove rispetto a calamità, e ne abbiamo viste tante, no? Abbiamo avuto la tempesta di Vaia, ricorderete, milioni di alberi abbattuti, grandissimi problemi soprattutto per le comunità montane, poi la tragedia di Refrontolo e poi tutto quello che è capitato con le alluvioni del 2010 e del 2012, per non parlare poi dell'alta marea a Venezia, maree eccezionali che hanno devastato questa città, prima che poi finalmente entrasse in azione il Mose e potesse in qualche modo mettere al riparo da danni i veneziani che oggi vivono giornate ovviamente più tranquille. Queste sono immagini di ieri con il traffico in tilt. Siamo, mi pare, ad Asolo, dove cittadini sono andati verso la sede della Protezione Civile per rifornirsi di sacchi di sabbia, perché in effetti a questo hanno dovuto fare su questo hanno dovuto fare affidamento, oltre che su paratie, avete visto, posticce fatte addirittura in legno per cercare di arginare l'acqua che le previsioni davano ancora una volta per incombente. Ecco, qui vedete proprio gente arrivata un po' dappertutto, dal Trevigiano, per raccogliere questi sacchi di sabbia, l'unica trincea contro le acque che hanno devastato abitazioni, negozi e anche molte aziende. Sono tracimati i canali di scolo nell'Asolano. Io direi con Italo Morao e Francesco Ceron diamo di nuovo conto dei danni all'agricoltura. È un servizio che abbiamo già dato, ma che riassume molto bene quelli che sono i danni per il cosiddetto settore primario. Abbiamo visto delle immagini dagli elicotteri dei vigili del fuoco e della protezione civile davvero impressionanti, perché c'erano campi allagati e raccolti che ovviamente sono stati devastati. Sentiamo. E sicuramente i danni sono ingenti, sia diretti alle coltivazioni e ai prodotti, sia indiretti perché non consentono agli agricoltori di effettuare gli interventi che dovrebbero essere fatti in campo in questo periodo. La stima è ancora in evoluzione, ma certo i danni delle esondazioni degli ultimi giorni al comparto agricolo sono ingenti, almeno una 50 di milioni di euro secondo CIA Veneto. Primo raccolto a risentirne sarà quello delle ciliegie. Alcune produzioni, in particolare le varietà più precoci di frutta, parlo principalmente delle ciliegie, insomma, che con queste precipitazioni sono arrivate ad avere danni ormai prossimi al 100%. Danni pesanti anche ai seminativi. Come vediamo, ovviamente avere le culture in campo oppure di recente semina, come il mais ad esempio, dove il problema dell'asfissia radicale comporta la morte sostanzialmente delle piantine che sono da poco
state messe a dimora, la necessità di dover sostanzialmente riseminare quando le condizioni lo consentiranno. Ma a subire conseguenze negative saranno anche grano, frumento e orzo, che hanno le spighe in fase di maturazione, come pure le viti, che pur potendo sopportare qualche giorno di ristagno idrico sono ora più esposte alle malattie. Attualmente tutte le principali vitigni del nostro territorio si stanno avvicinando, sono già in fase di fioritura, e quindi qui c'è il rischio che partano delle malattie importanti come la peronospora, come la botrite, che possono compromettere la produzione di un anno. Allora torniamo da Christian Arboit a Castelfranco, dove c'è stata una situazione veramente molto difficile. Ecco Christian, facci capire quali sono le aspettative lì rispetto all'attenuazione dei fenomeni. Si spera che la situazione a questo punto possa normalizzarsi? Vai. Sì, direttore, mi sentite? Adesso ci sentiamo. Dicevo, se la situazione secondo te è in via di normalizzazione, direttore. O meno. Allora, ci troviamo praticamente su uno dei ponti principali qui di Castelfranco con l'ex sindaco Muschietti. Muschietti, se vuole può raggiungermi, ecco. La situazione qua dell'Avenale è abbastanza critica, ci sono delle prime tracimazioni. Le prime tracimazioni, di solito questo è il punto dove esonda il fiume, e purtroppo vedo che sta crescendo notevolmente l'acqua, a 40 cm più sotto un'ora fa. Adesso purtroppo siamo in una situazione piuttosto difficile. Speriamo che non sia così violenta come giovedì scorso, perché giovedì scorso veramente è stato un disastro. Oggi siamo un po' nelle mani di Dio che ci aiuti in questa situazione. E qua continua a piovere, questo è il tema. Il dramma è che continua a piovere, le casse di espansione sono piene, i campi non ricevono più acqua, per cui ci aspettiamo il peggio, nonostante la situazione spero vada migliorando nel tempo più breve possibile. Ecco, qui la strada è stata bloccata, ci sono delle macchine che continuano ad arrivare, poi svoltano, tornano indietro. Sì, hanno messo della sabbia giustamente per cercare di contenere l'esondazione, ma ripeto, non ci aspettiamo niente di buono. Ecco, alle mie spalle tra l'altro c'è anche la scuola, c'è l'Ipsia di Castelfranco. Muschietti, se possiamo magari raggiungere la zona dove sta iniziando a tracimare l'Avenale, ecco, da qua sostanzialmente. Lo vediamo da qua che comincia a uscire il fiume, e poi dopo speriamo, ripeto, che non sia un dramma come il giovedì sera, perché è stato veramente drammatico, anche perché eravamo assolutamente impreparati, non avevamo i sacchi di sabbia, c'era l'allerta, ma non siamo stati allertati sufficientemente per poter provvedere. Ecco, le acque sono anche particolarmente torbide, stanno trasportando un po' di... Sono limacciose, io in farmacia ho raccolto fango fino alle 4 di mattina, perché purtroppo anch'io non ho avuto i danni che hanno avuto tanti altri colleghi del vicinato, ma però devo dire che sì, soprattutto queste acque sono limacciose, torbide e piene di fango. Ecco perché appunto Muschietti è ex sindaco di Castelfranco degli anni 90, ma anche titolare della storica farmacia proprio in piazza Giorgione. Tommaso, se possiamo inquadrare queste pozzanghere, che pozzanghere non sono, ma sono per l'appunto i primi segni di una tracimazione. Esattamente. Una volta i ponti li facevano con l'arco, infatti qua abbiamo 2 ponti vecchi fatti con l'arco e vedo che l'acqua passa sotto. Adesso fanno ponti a raso, e per cui tutto il materiale che scende con l'acqua si ferma e crea una diga, e quindi fa più facilmente esondare il fiume. Teniamo presente che l'Avenale è un fiume torrentizio, quindi si ingrossa violentemente in maniera molto rapida. Ecco, l'ultimo episodio storicamente che lei si ricorda di particolarmente grave? Ma probabilmente una decina, questa è la terza volta che io vivo un'esondazione piuttosto importante. Una era, mi pare, nel 98, dove è molto simile a quella che abbiamo avuto giovedì scorso, una decina di anni fa, molto meno violenta, che abbiamo tamponato bene, e questa che è stata forse la peggiore. Ecco, senta, vorrei il suo parere da amministratore.
C'è una colpa, è un evento straordinario. Lei come giudica i fatti di questi giorni? Sappiamo che c'è una polemica strisciante non solo a Castelfranco. È tutta colpa dei cambiamenti climatici? Ma sicuramente anche dei cambiamenti climatici, ma sicuramente anche del territorio che è stato in qualche maniera violentato, perché l'onorevole Domenico Sartor, che tutti conosciamo e tutti ricordiamo, diceva che eravamo un territorio felice, nel senso che c'erano tanti fossati, quindi lo scolo d'acqua era automatico. Abbiamo chiuso canali, abbiamo chiuso fiumi, abbiamo chiuso torrenti, e a quel punto là è logico che la natura fa la sua parte. Che poi dopo ci sia anche un cambiamento climatico in corso, questo è evidente da parte di tutti. Allora, grazie Muschietti, grazie davvero. Qui a Castelfranco si va in giro ovviamente con gli stivali in attesa dell'evoluzione delle cose nel pomeriggio. I ragazzi dell'Ipsia sono usciti da scuola, quindi le scuole di fatto oggi sono rimaste aperte qui a Castelfranco, così come in tutta la provincia di Treviso, ma per l'appunto è il primo pomeriggio, Muschietti sta deviando il traffico sostanzialmente, ma insomma se ci sarà la necessità, direttore, ti richiederò la linea. Intanto con Tommaso Migotto continua il nostro giro a Castelfranco. Ecco, è arrivata anche una pattuglia della polizia locale, perché appunto si comincia probabilmente a chiudere la strada in questa zona di Castelfranco. Siamo a 150 metri, 200 metri in linea d'aria da piazza Giorgione. Ti lascio con questa immagine dell'Avenale, Avenale sorvegliato speciale, e non è affatto un modo di dire. Direttore, a te la linea. Grazie Cristian, ed è un po' la situazione è un po' questa, è paradossale, nel senso che i fenomeni sono attenuazione, ma i fiumi sono gonfi, l'acqua non filtra più nella terra, quindi rimane tantissima acqua e in ogni caso fenomeni in attenuazione, ma continua a piovere, per cui si teme che appunto ci possano essere ancora delle conseguenze, quindi bisogna incrociare le dita e sperare che non succeda null'altro di grave, o che non ci siano altri allagamenti in sostanza, no? Questo perché i cittadini ormai sono fortemente provati da esperienze che hanno già vissuto in molte zone del Veneto. Adesso torniamo da Lucio Zanato. A te, Lucio. Sì, direttore, allora ci siamo spostati a Villa d'Asolo, quello che vedi alle mie spalle è l'asilo di Villa d'Asolo, però prima con Nicoletta volevo farvi vedere come la gente in qualsiasi maniera si è organizzata per cercare di fermare l'acqua. In questo caso stanno utilizzando addirittura dei pezzi di mobile, cercando in qualche maniera di avere un minimo di sicurezza qualora l'acqua dovesse continuare a crescere. Devo farti vedere questa zona qui perché è una delle zone critiche proprio dell'Asolano. Ricordo comunque che un'altra zona critica è tra Ramon e Loria, anche quella zona lì è estremamente critica. Sto camminando, devi tenere presente che qui, ecco, giusto per capire, qui siamo a 10-15 cm d'acqua, qui stiamo raggiungendo l'asilo. Attenzione, vedete che le mamme stanno recuperando, come abbiamo sentito prima dal sindaco, stanno recuperando i bambini anzitempo, anziché alle 14 anziché alle 16, scusate, alle 13 il recupero dei bambini. Molte mamme sono venute a recuperarlo, non sapevano, guardate la quantità d'acqua che sta arrivando da questa strada, perché questa strada è diventata un canale. Adesso con Nicoletta guardate che sta scendendo di tutto, materiale vario, e in questa abitazione ha provveduto a mettere delle paratie. Adesso vedete che una mamma è andata a recuperare la bambina, adesso deve riguardare la strada per uscire, e vi facciamo vedere a che livello è l'acqua in questa zona, che è una delle zone critiche dell'Asolano. Sta procedendo piano piano, per fortuna che ha una macchina, un SUV, perché guardate quanto sta andando giù, e questa è tutta acqua che sta andando verso valle sostanzialmente, mentre il punto più critico lo vediamo su quest'altra strada
che scende lasciando il territorio dell'Asolano e andando verso la zona della Castellana e della zona proprio di Loria e Ramon, quindi siamo nella zona, diciamo così, sud-ovest dell'Asolano. Questa è la condizione in questo momento in uno dei punti critici del territorio della Marca, e il lato negativo è che qui continua a piovere in maniera intensa. Adesso vediamo se riusciamo a raggiungere qualche cittadino per capire la situazione, però qui sono già estremamente provati dall'inondazione di giovedì sera e questa è la condizione: sacche di sabbia, come vedete, e soprattutto paratie in ogni maniera. Siamo comunque su case che non hanno garage interrati al momento, e quindi qui tutto sommato la situazione è gestibile. Il vero problema, mi dicono, è nella zona di Via della Sega che abbiamo raggiunto venerdì mattina e sabato mattina, dove invece la criticità è parecchio elevata e lì ci sono come si dice, cioè ci sono i parcheggi interrati, perché il vero problema sono i parcheggi interrati. Adesso vi faccio vedere quest'altro angolo per capire come la gente si sia attrezzata. Se Nicoletta tu riesci ad entrare, ad arrivare qua, vedete qui questa zona e soprattutto questa immagine rende perfettamente la situazione delle case e il momento di apprensione e soprattutto di attesa che i cittadini stanno vivendo, proprio con questi sacchi di sabbia, questi salsicciotti e questa paratia. Riusciamo a raccontarvi perfettamente com'è la situazione. Con questa immagine ti restituisco la linea da Villa d'Asolo, direttore. Grazie molte Lucio, grazie molte. Da Asolo andiamo a Bassano del Grappa, dove c'è davanti al Brenta Anna De Roberto. A te Anna. Eccoci direttore, di nuovo buongiorno. Sì, siamo davanti al Brenta e abbiamo scelto di fare questo collegamento dal Ponte Nuovo. Il Ponte Nuovo, il simbolo di Bassano del Grappa, alle mie spalle c'è il Ponte Vecchio e con le piogge che sono cadute nei giorni del 16 e 17 gennaio l'acqua da 1,5 metri, il Brenta da 1,5 metri è salito a 3,35 metri nel giro di un'ora, ed è esattamente quello che sta succedendo in questo momento. Vedete le immagini? C'è l'acqua che lambisce il Ponte Vecchio, che è, come potete vedere, un misto di acqua e di fango, e poi scende giù veloce come un torrente. Il Brenta si è ingrossato di 1,5 metri, ancora una volta, e questa è una fotografia che è la fotografia di Bassano del Grappa, e in questo momento va veramente a raccontare la situazione, che cosa sta succedendo. La pioggia continua a scendere copiosa e volevamo fare il collegamento da qui, dal Ponte Nuovo, anche per farvi vedere il livello di traffico che c'è in questo momento. Siamo nell'ora di punta, le scuole finiscono, quindi gli studenti si muovono gli autobus, si muovono le macchine, guardate il traffico. Quindi un po' per farvi vedere come, nonostante sia stata lanciata questa allerta rossa, la vita di questa regione e anche di questa provincia è andata avanti, non sono state chiuse le scuole, le persone sono andate a lavorare, e questo è il risultato, ovvero tantissime auto di carabinieri, polizia locale abbiamo visto transitare, tantissime auto della protezione civile, tante anche le ambulanze, proprio perché la situazione è davvero molto molto critica. È un colpo d'occhio questo traffico, perché sta creando notevoli problemi a tutta la viabilità del Bassanese. Come situazione critica, direttore, vi dobbiamo dare la notizia di via Marzà a Romano Dezzelino, quindi saliamo un pochino di più verso il Grappa. A Romano Dezzelino c'è una via intera che è stata completamente allagata perché il torrente che lambisce ha tracimato, e quindi ci sono 60 centimetri di acqua che hanno allagato via Marzà, una via che è stata chiusa. In questo momento il sindaco Simone Bontorin è lì e ci sono 15 famiglie che di fatto sono bloccate in casa. I garage e gli scantinati sono stati allagati, però tutte le famiglie sono praticamente segregate in casa perché l'acqua è salita talmente tanto
perché è in questo momento difficile andare a soccorrerli. Noi poi faremo un salto anche in quella zona per capire come si stanno muovendo. Abbiamo visto diverse scene in cui si sono mossi anche dei gommoni per poter trarre in salvo persone che erano rimaste così bloccate dall'acqua, ed è esattamente la situazione di via Marzà a Romano Dezzelino. Frane e smottamenti sono state segnalate anche in tutta la zona di Borso del Grappa, che sappiamo essere un territorio piuttosto fragile. Guardate, grazie Alessandro Costacurta sta inquadrando questo grosso tronco che il Brenta sta portando giù a valle. Perché? Perché ovviamente oltre alla furia dell'acqua la pioggia trascina con sé anche rami, ramaglie e tronchi degli alberi che si trovano proprio sulla riva. È quello che un po' succede tutte le volte che si verificano perturbazioni di questo tipo. Vediamo Buongiorno, posso disturbarla? Siamo su Rete Veneta in diretta. Non hanno tantissima voglia di parlare. Direttore, questa è un po' l'immagine che vi possiamo restituire dal Ponte Nuovo di Bassano del Grappa. Guardate la furia dell'acqua, questo Brenta gonfio, ingrossato, il livello è salito di circa 1,5 metri. E tutti questi tronchi che vengono portati giù a valle. Anna, grazie molte. Noi proviamo ora a dirigerci verso Romano Dezzelino. Grazie Anna, grazie a te Alessandro Costacurta, il nostro operatore. Ci ha fatto sapere poco fa Carlo Alberto Inghilleri che un masso è caduto sul tetto di una casa a Brendola e lì sta andando Daniele Garbin, vedremo se faremo in tempo a collegarci, ma intanto andiamo in diretta sempre dalla Bassa Padovana con Chiara Gaiani. A te Chiara. Sì, direttore, avevamo detto nei precedenti collegamenti che saremmo entrati all'interno della locanda che è stata invasa dall'acqua nella giornata di domenica e poi anche di lunedì. Abbiamo con noi Deborah Gemo, che è la proprietaria di questa locanda. I lavori erano quasi ultimati, l'apertura era prevista come regalo di compleanno e anche come omaggio al santo, adesso perché era prevista per il 13 giugno. Adesso è un disastro. Sì, adesso è un disastro, non sappiamo effettivamente quando riusciremo ad aprire. Eravamo quasi pronti, avevamo già cominciato, è da settembre che siamo qua, abbiamo cominciato a ristrutturare le stanze che adesso sono totalmente distrutte, non si può recuperare niente. E quindi, non so, è stato veramente una cosa anche inaspettata, perché quando siamo venuti a acquistare il posto ci siamo innamorati. Ci avevano detto di non preoccuparci anche se siamo così bassi, perché l'ex proprietario aveva alzato comunque alle spalle gli argini e non era mai successo una cosa del genere. C'è stato anche il proprietario precedente che è venuto a vedere e mi fa: noi in 60 anni non è mai arrivata assolutamente l'acqua fino a qua, cioè avevamo veramente l'acqua a livelli alti, nei muri e agli interni della locanda si può vedere dove è arrivata, ecco. Allora, abbiamo visto come hanno tentato di resistere, ci sono i sacchi di sabbia, il marito della signora ci raccontava, insomma, ha lottato per 2 giorni, iniziato giovedì la lotta, alla fine domenica purtroppo si è dovuto arrendere. Allora, con Federico e accompagnati dalla signora Deborah, intanto entrerei in questa che era la zona, insomma, di accoglienza del ristorante, e la signora ci fa vedere, allora ci segue Federico e vi facciamo vedere dove è arrivata l'acqua qui all'interno, direttore, guardate. Allora, si può vedere sia qui nel pilastro o comunque anche nei muri, si vede dove è arrivato il livello dell'acqua, perché è tutto giallo, perché non è che sia arrivata solamente acqua normale. Noi abbiamo una stalla qui di fianco e è andata sotto anche la stalla e quindi era un misto di acqua e liquami, non solo acqua.
Certo, infatti questo pavimento, ci raccontava signora Deborah, dovrà essere tutto pulito, un intervento molto importante. Sì, perché essendo mattoni vanno ad assorbire, infatti fortunatamente abbiamo dei vicini che sono veramente dei gioielli, come è stata un gioiello la Protezione Civile di San Vitale, che ci hanno veramente dato una mano, hanno fatto il possibile, però bisogna lavare al più presto, perché essendo che assorbe è già stato, dobbiamo proprio fare una cosa veloce e d'impatto subito, perché altrimenti non si sa quando. Allora, come ultima cosa, direttore, vi porterei sempre insieme a Deborah a vedere le stanze. Federico, nel frattempo, finché noi ci spostiamo e ci scusiamo anche perché vi stiamo dando le spalle, ci raccontava proprio poco prima del collegamento che questo era un po' il suo gioiello. Guardate come sono ridotte le stanze della locanda che, lo ricordo, avrebbe dovuto aprire il 13 di giugno. Ecco, aspetti un attimo signora che ci raggiunge il collega, lo facciamo entrare e poi lei ci racconta. Ecco. Allora, questa era la stanza azzurra, pensata anche per proprio rilassarsi, era matrimoniale, perché in questa stanza ho voluto riprendere proprio i colori anche della natura, e questa era quella azzurra. Poi però, come vedete, è tutto... Scusate. Immaginiamo, insomma, è molto faticoso per la signora che ci ha raccontato, insomma, che ci avevano investito tanto, era il marito, questo è un cantiere. Tra l'altro, insomma, abbiamo uno delle persone, guardate qui c'è ancora, insomma, quello che rimane dell'acqua. Una delle persone che sta lavorando qui ci ha detto, direttore, poc'anzi, che qui c'è una seria riflessione da fare sul perché dopo 60 anni è accaduta una tragedia simile, perché di questo si è trattato. Vi abbiamo detto prima dell'alveo, c'è sicuramente un problema anche a livello forse di consorzio, insomma qui è da fare il punto della situazione. Deborah, lei concorda con noi su questo? Sì, perché abbiamo provato a capire, noi non siamo della zona perché noi abitiamo a Colonia Veneta. E quindi noi sappiamo quello che ci hanno raccontato i nostri vicini, che hanno detto che ci sono veramente dei problemi, ci sono delle paratie, da quello che ho capito, che vanno a bloccare anche il flusso in alcuni punti e quindi l'acqua non scorre bene e nessuno si riesce a spiegare degli abitanti del paese con cui ho parlato, che sono venuti anche a darmi una parola di conforto e tutto, come mai sia successo tutto questo, perché siamo andati sotto acqua così. E su queste parole che sono terribili, direttore, io ringrazio il collega Federico Cibotto da Megliadino San Vitale. Per ora ti restituisco la linea. Grazie Chiara Gagliani, i nostri colleghi non solo bravi ma anche educatissimi, con Chiara Gagliani che si preoccupa se dava le spalle. Grazie Chiara, complimenti. Allora sentiamo cosa ci ha detto il vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi, sulla situazione dei corsi d'acqua. Sentiamo. Andrea Michalizzi in punto sulla situazione a Padova in città dopo 12 ore di pioggia. Sì, l'allarme meteo lanciato ieri dal Centro regionale di protezione civile prevedeva forti temporali nella nostra città, quindi noi abbiamo aperto il COC, che è il tavolo operativo, l'unità che gestisce la crisi, che è aperta H24. Per fortuna l'intensità dei temporali diciamo non è stata così importante, probabilmente le forti intensità sono state registrate fuori dal comune di Padova, perché il temporale è un temporale, la perturbazione è una perturbazione molto estesa. Noi ad ora non abbiamo registrato danni, quindi né allagamenti, i quantitativi caduti
non sono stati così importanti, non abbiamo avuto allagamenti e nemmeno fenomeni ventosi che hanno comportato problemi alle alberature. Manteniamo lo stato di allerta e lo stato di emergenza. Il tavolo operativo continua a lavorare H24, i nostri volontari di protezione civile, tutte le strutture di protezione civile degli uffici del Comune di Padova sono operative in questo momento con azioni di monitoraggio, di prevenzione, anche pulizia strade. Cerchiamo di essere dappertutto, in modo particolare nelle zone che hanno manifestato maggiori sofferenze. Osservato speciale di questa fase è il Bacchiglione, perché escluso ad ora problemi con la pioggia, però le forti piogge che sono cadute in tutto l'arco pedemontano stanno ingrossando i fiumi. Stiamo osservando i livelli sul Vicentino del Bacchiglione che si sta alzando anche di molto, ha già superato la prima soglia di attenzione. Il Genio Civile mi ha appena comunicato che apre il servizio di piena su Padova, quindi questo significa che il Genio Civile attua su Padova le prime manovre difensive, che sono la chiusura del Ponte dei Cavai al Bassanello per non far entrare le acque di piena dentro la città. Monitoreremo quindi in queste ore costantemente, in collegamento con Genio Civile e Consorzio di Bonifica, i livelli di Bacchiglione. Questa oggi è la cosa sulla quale dobbiamo fare attenzione. Quanta acqua è piovuta da mezzanotte a mezzogiorno? I quantitativi piovuti sono quantitativi che non ci hanno impensierito. Il pluviometro di via Corrado ha segnato 14 mm dalla mezzanotte, quindi è un quantitativo assolutamente gestibile. Il temporale che ci ha causato grossi problemi ha registrato 90 mm non in 12 ore ma in 45 minuti, quindi stiamo paragonando proprio eventi di una portata completamente diversa. E questo era il vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi, intervistato da Francesco Rattai. Come avete sentito, sorvegliato speciale il Bacchiglione a Padova, ma anche a Vicenza, dove risentiamo cosa ci ha detto circa un'ora fa Carlo Alberto Inghilleri. No, allora sì, erano le immagini del Bacchiglione, non c'era Carlo Alberto Inghilleri che abbiamo sentito precedentemente. Adesso torniamo a Casale sul Sile, se non ricordo male. No, da Roncade, andiamo a Roncade, c'è Edi Caliman in diretta, a te. Direttore, come promesso ci siamo spostate con Francesca Pezzo a Roncade. Come puoi sentire la pioggia è scrosciante, siamo esattamente all'altezza della scuola di Farm e vediamo gli operatori della protezione civile e dell'Associazione Nazionale Carabinieri che stanno lavorando sull'argine del fiume Sile, perché questa notte, come già accennavamo nelle scorse dirette, i ragazzi che sono qui in vitto e alloggio sono stati evacuati per precauzione, perché a far paura sono state, al di là delle previsioni meteo che davano appunto un innalzamento consistente del Sile, le operazioni che stanno svolgendo gli operatori della protezione civile consistono nella messa in sicurezza dell'argine, perché sono state rinvenute delle vere e proprie buche che hanno provocato all'interno dell'argine la fuoriuscita dell'acqua da una parte all'altra, causate proprio da degli scavi delle nutrie, ci hanno raccontato, motivo per cui avevano paura che l'argine potesse in qualche modo, anche con la pressione dell'acqua e con l'innalzamento repentino del livello, tracimare l'argine e anche in qualche modo romperlo. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza da questa notte, ci hanno detto, abbiamo provato a parlare con gli operatori maggiormente
giustamente sotto questa pioggia sono al lavoro per cercare di finire quanto prima possibile le operazioni di messa in sicurezza. Appena avremo novità, direttore, cercheremo di capire in che cosa consiste appunto questa messa in sicurezza. Noi da qui, ci hanno raccontato i colleghi, stanno cercando di mettere dei sacchi dei sacchi e dei teli di plastica per cercare di far defluire l'acqua e non farla sostanzialmente entrare dall'argine. Come puoi vedere, la situazione è abbastanza complessa, perché la pioggia comincia a essere veramente forte. Direttore, se non hai domande, noi adesso cercheremo di avvicinarci con il permesso della polizia locale che ha bloccato la strada. Siamo proprio sotto sulla riva del fiume Sile. Direttore, se non hai domande per il momento ti restituisco la linea, ovviamente maggiori aggiornamenti nelle edizioni del telegiornale di questa sera. Grazie a Edi Kaliman e a Francesca Pezzo dalle sponde del Sile. Adesso dobbiamo andare, chiudiamo questa edizione TG con l'ultimo collegamento da Brendola, perché un masso è caduto sul tetto di un'abitazione. C'è per noi Daniele Garbina. A te, Daniele. Sì, direttore, grazie. È proprio questo, dall'acqua che abbiamo visto prima, dalle zone di Malo e Isola, abbiamo proprio fatto questo viaggio, proprio abbiamo avuto questa segnalazione con noi. Il signor Andrea ci racconta cosa è successo. Noi abbiamo visto sto masso che è veramente impressionante, poteva essere veramente una strage. Cos'è finito? Ecco. Beh, sì, è successo alle 5 di stamattina, io non ho sentito nulla perché dormivo. Mio figlio ha sentito, è andato a vedere in giro e pensava fossero dei ladri, invece poi è dietro casa, diciamo. Niente, lì c'era. Riusciamo a ristabilire il collegamento, vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento. Si è frizzata l'immagine, però abbiamo fatto in tempo a vedere vedete questo enorme masso che è scivolato. Vediamo, sentiamo se riusciamo a ristabilire. È una zona dove c'è poco campo. Proviamo a risentire Daniele Garbin. Tra l'altro dorme dalla spalliera del letto. Direttore, ecco, ho capito che c'è un problema di collegamento. Sì, adesso ti sentiamo, stai lì. Mi ripeto, allora, questo masso è caduto dal monte, non l'hanno sentito? Sì, no, è caduto dal monte, si è fermato qui, per fortuna non ha rimbalzato sulla finestra lì dove dorme mio figlio, che tra l'altro dorme proprio con la testa qui vicino al muro. Per fortuna è andato così stamattina alle 5. Ha sfondato però, diceva, la canna fumare. La violenza della forza, se poteva entrare in casa dal certamente. No, la fortuna è comunque che questi muri qui, questa è una casa vecchia, quindi i muri sono abbastanza larghi, quindi. Però se sfondava entrava dalla finestra. Questo entrava di sicuro, cioè, calcoli che aveva la testa. Questo è il più grosso, però vediamo anche alle nostre spalle. Non so dal vicino, vicino è messo peggio. Ah sì? Sì. Messo peggio perché lui è entrato in bagno un masso, ma non identità perché non sono. E anche questo è un fulmine al ciel sereno, o sospettava che ci fosse anche un pericolo di questo tipo? Ma qui c'è il bosco dietro, il pericolo c'è quando c'è il bosco, però io ho pensato, si pensa che cadano sassi di quell'entità là. Allora direi. Per me. Allora direi con Francesco Cerone e Italo Morao chiudiamo qui. Abbiamo visto sufficientemente quel che è accaduto. Non è caduto sul tetto, ma avete visto, ha sfondato il muro della casa del signore che stavamo intervistando, a rischio la vita di suo figlio che dormiva lì vicino se il masso avesse colpito quel muro proprio in quella parte, ma per fortuna è andata bene. Anche questo l'effetto del maltempo, dei dissesti idrogeologici, smottamenti, frane in molte parti del territorio. Chiudiamo con questa storia, l'edizione straordinaria iniziata alle 11 di Focus TG, per darvi tutti i particolari di questa ondata del maltempo. Ovviamente
ne sapremo di più questa sera nei nostri telegiornali su tutte le nostre reti. Grazie per averci seguito fino a qui, grazie a Francesco Cerone, a Italo Morao, a tutti i nostri giornalisti, a tutti i nostri tecnici. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.